Amiche bellini, amici bellini, dai, facciamoci un'oretta, non lo so, un'oretta e mezza, c'hai che fare suo. E dai, via, live party, ecco, benissimo, buonasera, mi sentite? Confermatemi sempre che mi sentite, perché è complicata, è sempre complicatuccia, non sappiamo mai quello che può succedere, la tecnologia non sempre mi aiuta. Ci facciamo una chiacchierata, ma stasera eccezionalmente la chiacchierata la cominciamo direttamente con un ospite speciale che non conoscete. Guido Gentile, buonasera. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. Se tu permetti, vorrei dare un caro saluto a tutti gli apicultori. Apicultori, ok, segno, sì, permetto. Insomma, hai messo un titolo ambiziosissimo della puntata di oggi. Sì, ma non lo so, è un po' ambivalente. Siamo pronti, nel senso, siamo pronti noi a parlarne, siamo pronti ad affrontare la stagione, siamo pronti per la Serie A, per la Champions League. È un po' volutamente vago. No, figurati, va bene. D'altronde abbiamo già un presidente che parla sempre del passato, almeno noi parliamo un po' del futuro. Mi piace. Nel frattempo sono arrivati un po' di like preventivi, io saluto e ringrazio tutti. Simone, penso tifoso dell'Inter, a detta del suo logo, dice non vincerete niente. Eppure ci può stare come considerazione, non vinciamo ma se vinciamo. E Matteo risponde non vinceremo nulla, ma se vuoi vieni a discuterne in live stasera. E io credo che questa sia... Ho appena visto un video di Pino Batman, record di rigori pagati del Napoli tagliatela. Yes! La vita è molto più affascinante e articolata della migliore sceneggiatura di un film, che diceva il mio difetto è che non sono stato abbastanza ambizioso, perché negli anni io sono stato troppo tifoso del Napoli, negli anni dove potevo e ho avuto la chiamata da Inter, Milan, un'altra squadra, io non ci sono andato a giocare per rimanere a giocare nella squadra della mia città, che tra l'altro negli anni di Pino Batman mi sembra che ha 14 rigori su 26 parati nel Napoli, una cosa pazzesca. Una bella media. Sì, parò anche il rigore incredibile a Baggio a San Siro. Una partita prese 9, mi ricordo, in pagella. E questo per rispondere che c'è chi non basa la sua vita sulla vittoria di una squadra di calcio, ci sono soddisfazioni anche in altri ambiti e nello stesso sport anche in altre pieghe, in altre sfumature. È proprio vero, a margine di questo si vede proprio la sua passione, si vede negli occhi nel video. Poi è un video ben fatto, bellissimo, con tutte le immagini di Ischia, insomma lui lo dice proprio chiaramente. Per me era più importante giocare nella squadra per cui tifavo che non magari fare una carriera straordinaria. Veramente sono momenti che ci dovrebbero far riflettere. Certi tifosi sono come certi colleghi di certi siti lunari, li trovo contraddittori, no? Perché, premesso che non è una questione di tifo, no? Inter, Milan, Juve, io ho sempre detto chi ha un tifo sano è equiparabile in qualunque squadra, per lui la sua squadra è la più speciale del mondo, come è giusto che sia. Però dicevo, certi tifosi li trovo un po' contraddittori, cioè ci lamentiamo che è un calcio troppo finanziario, spersonalizzato, non ci sono le bandiere, tutti i luoghi comuni, l'attaccamento alla maglia, e poi ve ne uscite con queste frasi. Mettetevi d'accordo col cervello, no? Il mio sogno è diventare direttore sportivo, sto già fantasticando coi nomi. Pietro,
Vabbè, più che altro il direttore sportivo i nomi li deve conoscere dentro e fuori, più che altro è certa stampa che invece noi l'abbiamo detto un anno fa, i nomi aumentano, 1500 tutti sbagliati, quest'anno può essere pure che ne faranno di più, perché il Napoli si trova in un momento particolare della sua storia dove ci saranno molti che entrano perché molti usciranno. Adesso però Guido, oltre a quelli che sapevamo già in uscita, insomma quelli a scadenza di contratto, quasi tutti i nomi della rosa, anche quelli che hanno un contratto ancora di 2 o 3 anni, sembrano protagonisti di rumors in uscita. Si è parlato di Zielinski, oggi si è parlato pure di Politano, che vorrebbe. Sì, dici bene, poi comunque sai che non mi occupa e non mi affascina il calciomercato. Procuratori oggi hanno un'influenza, vedete il terremoto che è successo a Salerno, ed è un vero terremoto, pare che si rischi che si dimetta Nicola. Me la spieghi, Guido? Grazie per questa cosa. Mi spieghi questa cosa perché io ho letto solamente il titolo che Sabatini lascia la Salernitana. È un argomento secondo me interessante perché si è parlato di bravi la Salernitana con l'arrivo di Sabatini, con l'arrivo di Nicola, hanno fatto il miracolo e adesso si imposta la stagione con loro due per salvarsi in maniera tranquilla. Mi aiuti a capire cosa è successo lì perché non ho avuto modo. Diciamo, non è Top Gun, non mi ci metto pure io a divagare, nel senso me l'hai servita su un piatto d'argento. Sì. E quindi spiego tutte e due le cose, il collegamento, nel senso che vedo questa figura dei procuratori sempre più attenti ai movimenti del continuo di calciomercato, non poi al benessere, alla crescita tecnica, tattica, non che devono essere ingerenti nelle scelte dell'allenatore, no? Però preoccuparsi di quali che possono essere i percorsi del loro assistito per migliorare tecnicamente e tatticamente. Per chiudere una parentesi, grande De Carnevale qualche anno fa, no? Diceva: noi a certi giocatori sappiamo che sono destinati a squadre superiori dell'Udinese, però se sono intelligenti a noi gli diciamo fatti un altro anno con noi perché ti rafforza e sarai più pronto poi passare a una Juve, un Inter, eccetera, eccetera. E il caso della Salernitana è abbastanza, diciamo, eclatante, ma non è, diciamo, un unico, non capita, perché praticamente non si sono messi d'accordo, si saranno rimangiati la parola, avevamo fatto finta di non sentire, poi non stavamo nelle segrete sta. Sulle percentuali dei contratti previste per gli agenti, perché tra l'altro una delle voci di bilancio consistenti ormai nella società di calcio e ogni anno viene pubblicata questa voce di quanti soldi vengono spesi dalle società per i procuratori, è una voce che a dispetto delle promesse di austerity e così via aumenta ogni anno sempre di più, ed è una voce che tra l'altro poi è persa, cioè i famosi 25 milioni di euro di Pogba a Raiola eccetera, poi non sono i 109, no, di cartellino che puoi ammortizzare nel corso, quelli là sono sono bruciati, nel senso per il procuratore no, sono soldi mica male, però la società, anche Ronaldo, erano scorporati. E quindi Sabatini non se l'è fatto passare, diciamo no, queste sono percentuali, sono richieste esagerate fuori mercato, il presidente li ha dovuti accontentare, Sabatini, contrariamente a quello che dicono alcuni colleghi che lo volevano a Napoli, non resterebbe un secondo col presidente Aurelio De Laurentiis, ha un altro carattere fumantino troppo forte, non è un tipo, non sto criticando, tra l'altro un maestro del suo settore, sia chiaro, stiamo semplicemente analizzando quello che tra l'altro lui stesso dice, il suo percorso storico, cioè uno che non ci sono sfumature, si fa come dice lui, nel bene perché ha portato nella sua carriera dei bellissimi risultati, e nel male perché così, cioè uno che sbatte la porta. Quindi per chiudere, oggi voglio essere sempre sintetico, soldi Valerio, soldi, cioè non si sono messi d'accordo sui soldi, e a volte chiudo, però nel calcio non lo vedo, servirebbe buonsenso, in realtà nella vita servirebbe sempre buonsenso, nel calcio che fa parte della vita, per quanto un gioco per noi, un business per loro, ancora di più. Cavolo, vi siete salvati, è un'operazione epica, trovate un modo, però ecco, quando me l'hai lanciata tu,
Politano ha fatto una stagione all'80% come titolare, perché partiva lui come titolare, ecco rispetto a Lozano. Basta vedere le partite che ha fatto, i minuti. A fine campionato c'è stata un'alternanza dovuta al famoso, come lo possiamo chiamare? Abbiamo avuto i patti scudetti, abbiamo il patto bontà, quello che lo possiamo chiamare così, il patto bontà della visita di De Laurentiis a casa di Mertens, che è uno dei miei tanti in tutto. Sì, volevo se bene, il fatto volevo se bene. Ok, chiamiamolo così. E già il procuratore rompe le scatole, non è contento, dobbiamo rivedere, però poi abbiamo le frasi che giochiamo 60 partite, 47 ne abbiamo giocate, citiamo bene i numeri. Siamo tutti titolari, e però se uno gioca dopo 20 partite che ha giocato titolare, un minuto di meno, già è la chiamata che ti rompe le scatole. No good. Sì. Io ormai mi sono arreso e stancato. Chi vende... Nel frattempo, ragazzi, vi dico che io, mentre vi leggo, mentre mi sto sdoppiando completamente, mi salvo qualche messaggio e lo riprenderemo. Quindi andate a ruota libera con domande e considerazioni, cerchiamo di leggere il più possibile. Chi vende, chi compra colpa, non me ne fregherà più nulla. Alla fine il calcio deve essere un momento di relax e svago, così diventa più stressante dello studio. Non so quanti anni ha questo amico Francesco. Bellino, ma a prescindere dall'età, che non è chiaramente una colpa per nessuno, è un messaggio che condivido, cioè abbiamo sclerotizzato calcio, oltre che incattivito, quelle cose là, basta pensare alla finale di Champions, ma lo stiamo proprio sclerotizzando, il che è assurdo, cioè tu non puoi andare dallo psichiatra perché sei stressato per la partita di pallone. È chiaro che la mamma, la fidanzata, la moglie dice ma sono 4 scemi che giocano dietro uno, queste frasi, ok, e ci sta perché un po' si soffre, ma noi lo stiamo proprio sclerotizzando, quindi condivido il messaggio. Ringrazio tutti per i like, per il supporto. Andiamo a prendere un pochino di messaggini che stavano sparsi. Oggi una TV brasiliana ha annunciato il possibile trasferimento di Mertens al Botafogo. Vincenzo, che è tifoso del Napoli in Brasile, quindi segue, non è per sentito dire, segue proprio tutte queste cose qua, e questo lo ricollego anche col messaggio di Ivan che dice seguo solo voi e a volte Canale 21, incredibile come Valerio riesce a prevedere le cose. Guido, noi ci siamo fatti una risata, non è tanto prevedere perché era semplicemente oramai un ricordare ogni volta che succede una cosa che si ripete nel calcio, come il mettere sotto contratto un nuovo allenatore, le notizie che escono sono immediate. Era chiaro, basta rivedere quando Sarri ha firmato per la Lazio, tutti i giocatori del Napoli in orbita Lazio, eccetera eccetera, e uno andò dopo però parecchie trattative eccetera eccetera, che non era più nemmeno del Napoli, che era Yusai, quindi si prese così, e adesso era al Barcellona. No, Yusai è finito alla Lazio. Ma sai che non lo sapevo, io ancora. Infatti così ha fatto una stagione un po', forse non una delle sue migliori, nonostante fosse con Sarri, perché ricordiamo sempre Sarri ha fatto giocare benissimo Yusai, ok, però non ha fatto una stagione straordinaria, e se non vado errato, seguendo un pochino anche i tifosi della Lazio, non sono contentissimi dell'acquisto di Yusai. No, perché un collega ha detto che lo voleva il Bayern Monaco quando giocava con Napoli. Come anche Zielinski, no? Sì. Si parla, quindi così. Valerio, c'è un fatto molto importante che secondo me che va introdotto, no? Come nei nostri concetti, a parte le battute che possono essere anche infelici, e me ne scuso. Un calciatore si valuta per tanti parametri. Noi siamo a Napoli soprattutto per colpa di alcuni colleghi in un cortocircuito idiota, manco temporale. Sicuramente il parametro, diciamo, che salta di più agli occhi, principale, inutile dirlo, quello tecnico, no? Come gioco. Oggi come oggi forse a volte è superato da quello fisico, no? Quanto è importante che siano giocatori ben strutturati. Quello tattico, poi ci sono dei allenatori che lavorano di più. Quello personale, no? La famosa personalità, pure è importante. E qui dobbiamo subito aprire una parentesi brevissima. Andatevi a rivedere il discorso di ringraziamento di Maldini, cioè una leggenda,
subito dopo il fischio finale, lui ringrazia tante persone, spiega come si è arrivati, il famoso percorso, questo processo, come è strutturata la squadra, no? Ci sono giocatori di esperienza, dei talenti su cui loro puntavano, stanno crescendo, e anche dei giocatori difficili. E lui dice questa frase: ma noi li abbiamo seguiti, cioè sapevamo che erano difficili caratterialmente. Questo succede nel calcio. Ci sono delle scelte a rischio, perché poi tu puoi prendere anche un santo e non si armonizza con l'ambiente. Però secondo me è un passaggio molto importante, lo dice Paolo Maldini, non Guido. Cioè, al di sopra, non so di ogni sospetto, ma sulla carriera in toto di Maldini possiamo solo dire bravo e basta. Quindi li abbiamo seguiti, e attenzione, li hanno seguiti loro, li seguono Paolo Maldini, non Edo. No, questo è un passaggio fondamentale, purtroppo, perché che se ti vieni a guardare solo con gli occhi Paolo Maldini, tu non dici, non deve parlare Paolo Maldini, non è che si deve alzare la voce, cioè, tu non puoi dire nulla, perché a 25 anni, 25, la più longeva carriera insieme a Totti in Serie A, 25 stagioni. Pepe Reina vuole firmare per fare la 24esima, no? Ma 25 anni mostruoso, ma poi una carriera non di altissimi livelli di eccellenza. E poi multigenerazionale, cioè se non fosse solamente lui. Ultimo parametro, e lì chiudo il cerchio, perché è il peso specifico del percorso di un calciatore. Cioè, alla fine, quante finali Champions League ha fatto Insigne di Lorenzo? Ah no, 0 Guido. Vabbè, quante semifinali di Champions League? Ah, Guido 0. Ok, quanti quarti di finale? Ah, Guido 0. Quanti ottavi di finale? Di Lorenzo 1 e Insigne 3. No, quante vittorie in un ottavo di finale hanno fatto? 0, cioè sconfitte, un pareggio con la Barcellona di Gattuso out. No? Quante finali di Europa League? 0. Quante semifinali di Lorenzo? 0. Ecco, quindi poi avere un presidente, avere una società che snobba continuamente certi aspetti, secondo me finisce per essere poi un cane che ci mangia una coda, perché comunque certi giocatori vengono valutati, chiaramente il primo, il secondo, il terzo, il quarto, anche quello caratteriale riparato, però anche qual è il loro percorso, perché battere il rigore domenica, facciamo la partita Valerio e io contro un'altra squadra, in Serie C, in Serie B, in Serie A, una partita importante insieme a, in semifinale di Champions League all'ultimo minuto, quando sei sotto 3-0 e ti hanno dato un rigore, lo segni, sei qualificato, lo sbagli, vai supplementari, è diverso. Detto, perché anche Maradona, ok, anche Maradona, ma certi giocatori quanti rigori decisivi segnano, ma li segnano perché arrivano a quelle partite decisive e non arrivarci mai. E quindi, per esempio, avere un vicepresidente che ogni tanto dice: guarda Aurelio, non fa niente che arriviamo quinti, però questo che oggi ci sembra un sacrificio, fare 2 turni in più a discapito del un quinto posto, comunque viene compensato dal valore medio della squadra e dei giocatori che cresce. Ed ecco che la Roma ha fatto la semifinale di Champions League, ha fatto l'anno scorso la semifinale di Europa League col Manchester United, e quest'anno è una coppa nuova, meno stressante, squadra meno forte, però non è arrivato in finale dal nulla e vende Alisson, insomma, allora tutto serve, e incominciamo da stasera a dire: questa voce noi abbiamo deciso di trascurarla, cioè il fatto che il percorso in un'Europa costante può dare, oltre che prestigio alla società, alle casse, agli sponsor, perché poi uno sponsor è contento di vederti per più settimane. Esatto. Perché si vende questa cosa, si vende tra virgolette, ci si esalta per il 13° anno consecutivo in Europa, però sembra che contemporaneamente non è mai interessato esserci, perché poi sono dichiarazioni ufficiali che Della Laurentiis ha fatto, ha detto: non ci interessa l'Europa League, non ci interessa la Coppa Italia, concentriamoci sul campionato. Quindi questa esaltazione dell'Europa va un po' in contraddizione. Eh sì, perché poi il Telegraph, no? Subito dopo la vittoria di Mourinho, perché quella è poi una vittoria di Mourinho, lui ha fatto diventare speciale quella coppa, ci ha costruito un'epica vera e propria, non neanche una narrazione, ci ha costruito un'epica in quella coppa. E dice: in questo calcio, stiamo parlando della Premier League, cioè, che l'eccellenza più costosa, più bella, più ricca, più spettacolare, basta pensare come è finito quest'anno il campionato 93-92 agli ultimi secondi, questi gol che si faceva. Dice: però poi alla fine
i trofei, mi sembrava di sentire me quando dicevo dall'antica Grecia, dalle Olimpiadi di oggi non abbiamo cambiato tante invenzioni, ma la coppa rimane un fascino. Parliamo di migliaia di anni, non di 200-300 anni, che pure sono tantissimi nell'evoluzione di una società, di un popolo. Detto comunque nello sport il trofeo, la vittoria è ancora centrale, pure in questo calcio estremamente finanziario e sclerotico, loro non dicevano così, l'abbiamo introdotto noi stasera. E addirittura se tu dici no, non ci interessa, non fai manco la parte, beh, siamo stati eliminati perché erano più forti loro, ma che poi è vero quest'anno, cioè almeno capito col Barcellona tu non è che puoi pensare siamo usciti di proposito, erano più forti, dovevamo uscire, quindi non c'è problema, però proprio saperlo da prima è un po'... Però poi, battute a parte, Isai non è stato come tantissimi altri, no? E non è una critica, Isai, a Lorenzo, che salutiamo con una gioia, io gli auguro di non tornare indietro, di diventare anche imprenditore, perché avrà possibilità negli States, in Canada, che manco si sogna qui, quindi non voltarsi indietro, non pensare. Però poi alla fine vieni chiamato da, adesso fortunatamente la terzultima, non più la penultima squadra della serie americana, quindi significa che tutte queste, no, non è chiamato da un Valencia, da un Atletico Bilbao, da un Francoforte che quest'anno ha vinto, perché ragazzi poi le altre squadre non è che ti comprano per farti un favore o perché nelle trasmissioni campane io non rinuncerei manco con una gamba sola, ma non si discute, ma chi ce l'ha questo, ce lo diciamo noi, però poi quello che contano sono i fatti sono quelli che vengono e dicono quando li hanno voluti, non solo a Napoli, negli altri, qualunque squadra, soprattutto all'estero, se li prendono senza un secondo di titubanza perché i budget e spesso vincono. Guido, questa è più che altro una curiosità che avevo io e che penso anche parte della community ha, c'entra poco con il Napoli, è una frase di De Laurentiis, visto che tu ti occupi di cinema, di calcio veramente, ragazzi, voi lo sapete, chi lo conosce meglio di noi, Guido Gentile Piano Sequenza, il suo canale YouTube, Guido si occupa principalmente di cinema, quindi curiosità della community, ma davvero De Laurentiis ha sbagliato 3 film su 400? Molto più dal vivo purtroppo che sul canale, però fortunatamente adesso mi sono un attimo chiuso in quest'era, quindi finalmente tornerò a fare qualche video, visto che ho dedicato tutto questo tempo alle sale. Produttivamente, tra produttore principale, associato, collaterale, dovrebbero essere 83 i film prodotti, basta anche controllare IMDb, che è il sito per eccellenza professionale, sia quello aperto al pubblico che a noi professionisti, detto comunque ci si può iscrivere versando una quota dollari abbastanza accessibile. E quindi diciamo le fonti, neanche Wikipedia sono una fonte attendibile. Il punto è, Valerio, non ti posso rispondere, dicevo, come anche tu, perché gli avrei dovuto chiedere con grande educazione che cosa intende lui per fallito, per sbagliato, cioè finanziariamente, nel senso che non è andato in guadagno, è andato in pareggio, che ha sbagliato, che poi diciamo il regista, il cast non l'ha convinto, a naso, cioè me li sono riguardati diciamo l'elenco, sono molto più di 3, ma come tra l'altro questo non significa che non sia bravo, cioè come è normale che sia, perché se tu fai 10 film, cioè se tu sei Kubrick, ma Kubrick era un filosofo di altissimo profilo, prestato al cinema, uno dei più grandi filosofi del Novecento, che ha fatto il pensiero umanistico attraverso il cinema, o sei Lynch che ha fatto 10 film, ci sta pure che tu su 10 film mantenga uno standard qualitativo elevatissimo. Già che sei Spielberg, Jurassic Park, Lost War, ogni tanto mi dimentico quanto sia brutto, lo vado a rivedere e mi piangevo il cuore quando lui basta pensare il tentativo, e chiudo, di riprendere un dittico che poi diventa una trilogia, il terzo capitolo almeno bello, che è rappresentativo non solo dell'Italia, ma di un cambio generazionale di tutto, che Amici miei. Sì. Che, pensa Valerio, che Amici miei, così poi chiudo, è talmente un film epico che è uscito nello stesso anno, peccato che non c'ero io in conferenza stampa, di
dello squalo. Lo squalo è il film che ha introdotto il concetto di blockbuster, di questo film spettacolare che usciva in estate. All'epoca fece 275 milioni, una cosa incredibile, talmente epocale che quando Milos Forman, che vinse i 5 Oscar principali con Qualcuno volò sul Nino del Cuculo nel 1975, la prima cosa che gli chiesero, ho detto: adesso che farai per festeggiare? Devo portare i miei figli a vedere Lo Squalo. Era il film, cioè Lo Squalo. Diceva: ma cosa c'entra con l'Italia? Che Spielberg guardava tutti i dati, lo squalo stravinceva non solo in America, in tutto, andò a vedere l'Italia e lo squalo non era al primo posto. Al primo posto c'era uno strano film diretto da Mario Monicelli che si chiama Amici miei. Lui, questo film, potete immaginare il povero Spielberg con la lingua originale, i sottotitoli, che ha dovuto cercare di capire perché la supercazzola prematurata con lo scappellamento rigorosamente a destra stesse vincendo sul suo grande Lo Squalo. Però, scusate questa parentesi, però diciamo anche Spielberg ha sbagliato il Jurassic Park, Lost World, e De Laurentiis ha sbagliato per esempio Amici miei, come tutto ebbe inizio, che dal mio punto di vista è sbagliato sia perché non ha accontentato i fan, li ha fatti incacchiare, non ha costruito un'epica legata alla leggenda del film, finanziariamente non è andato bene. Il famoso film che poi è causato l'acquisto del Napoli, Sky, lui dice sempre Angelina Jolie, nessuno li fa notare, ma quale film con Angelina Jolie? E fu Sky Captain and the World of Tomorrow, film prodotto veramente da lui, che fu un disastro ai botteghini, proprio un disastro, tant'è vero che quel regista non ha più diretto un film, stiamo parlando dal 2004 ad oggi, fra un po' sono 20 anni, il film di Citto Maselli con Ornella Muti, quindi, però ripeto, non è una risposta che posso dare definitivamente, perché dovremmo metterci d'accordo su qual è il significato del... Per lui di fallire un film, certo. Però ci teniamo a dire, attenzione, qua siamo seri, è del tutto umano, fisiologico, nessuna bocciatura a Aurelio De Laurentiis, che tra l'altro anche a Venezia assegna il premio al regista attori esordienti legato alla figura del padre, quindi più che altro andrebbe ogni tanto ribadito, quando lui dice qualcosa, richiesto la conferma di certi numeri, cioè non possono essere ogni volta casuali. Innanzitutto 401, cosa intendiamo? Prodotti direttamente, non direttamente, anche solo distribuiti, perché se distribuiti non hai merito, cioè tu diventi l'agente, il distributore, cioè se Spielberg, l'Universal fanno il famoso primo Jurassic Park, no? Tratto dal romanzo del grandissimo Michael Crichton, e tu acquisisci i diritti, però non hai seguito il film, cioè tutta la produzione è Spielberg, Amblin con la sua casa di produzione e l'Universal come casa madre, quindi tu hai solo, diciamo, io ho l'onore e il privilegio di distribuire un colosso come Jurassic Park, o come può essere T, o può essere il nuovo Doctor Strange, anche se lì è Disney, però per dare un esempio, quindi nessuno ti può dire nulla se il film sia bello o brutto, perché non l'hai seguito produttivamente, non hai scelto nulla, non hai fatto i contratti, quindi è un po' troppo generica la frase che ha detto. Chiarissimo, ti ringrazio. E leggo e ringrazio Giorgio Mele sempre per il supporto che veramente non fa mancare mai. Dopo il tatuaggio dello sceicco, fondo Sixth Street, Amazon, Redbird, ho deciso, faccio quello della Filmauro con la scritta non mi ingolosisco. Quasi un po' lo voglio interpretare le certezze, no? Perché se uno si fa il tatuaggio, perché mi pare che questa fu una delle cose che dissi io, esasperato da tutte le notizie date per certe, alcune, no? Sulla vendita, su chi potrebbe essere interessato a comprare il Napoli, e dissi facciamoci i tatuaggi se siamo così sicuri, e poi il tatuaggio resta. E quindi Giorgio, che è attentissimo, si ricorda questa cosa e finisce con la Filmaro. Guido, possiamo integrare questa cosa con l'ultima che è uscita dal Corriere dello Sport, che parlava di Wall Street e parlava di questi 2 miliardi che De Laurentiis indicava come valore complessivo di Napoli, Bari e Filmauro. Cosa ne trai?
No, più che altro che lui avanzava questa pretesa, perché poi comunque dovresti pagare una società, ci sono delle società apposta che sono molto serie, che servono per la valutazione degli asset di aziende, di SPA. È chiaro che tu puoi anche beccarci e dare una valutazione paradossalmente pure sottostimata, però è una questione, non stiamo parlando di andiamoci a fare una pizza e birra, stiamo parlando di milioni e milioni e milioni e milioni e milioni. Già sarebbe impossibile, nel senso che come quando vi dissi non date appresso a questa cosa di Bezos, infatti non dedicai a Valerio e a voi in diretta manco un secondo, perché c'è troppa stima nei confronti della community, troppo affetto, troppa educazione. E beh, chi facesse questa pazzia poi avrebbe pochissimo tempo pure lui per dover vendere il Napoli il Bari, quindi comunque sarebbe è giusto, Filmauro e Napoli o Filmauro e Bari, ma non Napoli e Bari, quindi già non ha senso, già non ha senso, quindi mi fermerei già qui. Perfetto. Il Bari potrebbe essere venduto, il calcolo che so che sta facendo De Laurentiis lui spera intorno ai 50 milioni. Considerate che ha investito 4 milioni per il fallimento, cioè sarebbe un moltiplicatore pazzesco, ma anche a 30-35 diciamo, si vende. Il comune adesso, mando l'amica Rita tutti i video dell'assessore, il comune, non De Laurentiis, ristrutturando il gioiello di Renzo Piano, l'astronave, perché lo stadio di Bari, chiudo questa parentesi, ha un vincolo morale, non un vincolo architettonico sotto la soprintendenza, come può essere un monumento nazionale, però ha un vincolo, quindi comunque devi interpellare Renzo Piano se le modifiche che fai sono organiche con la sua visione. Una notizia che diciamo vi do. Il calcio, banalità a parte, infatti a me fa sempre molta tristezza, no? Ci sono tantissimi aspetti che non vengono affrontati, che possono essere i nuovi materiali delle magliette, come possono essere le diverse tipologie di erba in base alla rettitudine, no? L'erba del San Paolo è diversa da quella di San Siro, che è diversa da quella dell'Olimpico, che tra l'altro l'erba del San Paolo è 100% naturale, quella dell'Olimpico è il nuovo sistema ibrido perché si bruciava sempre. Allora, ed è diverso calpestare, la velocità del pallone è diversa, quindi io quando sento tutte queste cretinate che non di Valerio, non da parte vostra, piango perché ho detto, ma no, quanti argomenti interessanti potrebbero essere affrontati e arricchirebbero il bagaglio culturale delle tifose e dei tifosi, anche dei semplici appassionati che forse diventerebbero più tifosi, invece di perdere tempo in queste cose. Però e ringrazio Fabio Versatile, mi sono segnato quello che era apparso in sovraimpressione e lui ci chiedeva un parere sull'eventuale, ovviamente è un rumor che è uscito oggi, di uno scambio tra Zielinski e Luis Alberto tra Napoli e Lazio, e chi ci guadagnerebbe nel caso. Dobbiamo, una bella domanda, capire come vorrà giocare Spalletti. È chiaro che non siamo presenti di fronte a un cambiamento nella squadra, siamo di fronte a un azzeramento. Mi spiace non avervelo detto in diretta, ma una delle prime cose che mi sarebbe venuta in mente, e poi comunque esploso abbastanza presto, ho detto Koulibaly vorrà andare via, lo chiederà di andare via perché si sta sottovalutando, e arrivo poi il fattore non solo umano di Ghulam, cioè dovete considerare non solo che sono fratelli, ma vivono insieme, le famiglie, ma loro fanno tantissima non solo beneficenza, fanno tantissime operazioni in città, ci creano molto, quindi sono legati in maniera non voglio dire indissolubile, però proprio un rapporto speciale. Poi basta pensare come si è comportato con te, con Di Coprio, che spessore morale a Ghulam, quindi si è molto sottovalutato, quasi sì, vabbè, è stato molto bello che gli hanno dato la fascia di capitano, meno male che è giunto, gli si è imposto rispetto a Sarri, però
detto se ne va Gulam, non potete pensare che Koulibaly ha detto ciao fratello, è stato un piacere. E quindi, perché ti dico questo, quando vi feci vedere quello specchietto con tutti i giocatori, tutte le presenze, ho detto noi abbiamo 2 giocatori con più presenze, visto che Mertens è andato via da 7 mesi, Koulibaly e Zielinski, ed è molto rischioso, e ti rispondo Fabio, quando tu rivoluzioni una squadra e non hai proprio più l'asse storico, almeno 2 elementi, 3 da fare, non è solo un fatto tecnico, il leader morale, chi esce con la palla, Albiol, Jorginho, Hamsik, è proprio che durante la settimana che si creano le vittorie o le sconfitte della settimana. Quindi noi stiamo partendo da zero e probabilmente il giocatore più rappresentativo del Napoli, che non è detto sia male per un ragazzo di personalità, potrebbe essere Mario Rui, che è quello che ha il contratto più lungo. Non è da escludere, e ti rispondo questo perché è scontento con Sarri, Zielinski è scontento con Spalletti, dobbiamo capire come vorrà giocare il Napoli, con che sistema di gioco. Chiaro che veramente siamo di fronte a, poi potrà non succedere niente, però qualche giocatore in più rispetto ai famosi 5 in scadenza partirà, questo è sicuro, perché poi che ne dicano, no? Molti colleghi, Lunare, chi critica Spalletti, la stagione è stata fortemente negativa, ha lasciato molte tossine, cioè c'è stato il risultato aziendale, abbiamo sempre ripetuto, lo riconosciamo a Spalletti, non è, ma in quanti pensavano che l'Atalanta, che poi Spalletti ha detto a Chiarello che l'aveva messa come prima e Chiarello ha detto no, non l'ho messa come prima, cavolo, Rivalì non l'hai mai messa, collega, come prima. Fa 19 punti meno della stagione, cioè una vita in meno, si è proprio assentata dal campionato, ti ha fatto un regalo, la Juve fa 9 punti in meno, 8 punti in meno rispetto alla stagione. Mi veniva in mente la frase di Thanos, ma a quale costo? Ho vinto, ma a che costo? Cioè siamo arrivati in Champions, ma a che costo? Perché comunque degli strascichi si vedono sia in città che nella squadra. E secondo me, nella risposta che hai dato prima, c'è un pochino già una risposta a Valentina che ci dice perché le altre squadre, quando le altre squadre non riescono a rinnovare i loro top, per esempio Donnarumma, Perisic, Çalhanoğlu, per bilanci è una mossa intelligente, ma se lo facciamo noi no. E mi è venuto in mente mentre la leggevo un pochino quello che ci hai appena detto, se li perdi proprio tutti quelli che hanno un peso nello spogliatoio e i leader, più che il discorso dei bilanci, che è giusto, che è logico, diventa complicato poi costruire una squadra solida pure nello spogliatoio. Beh, vedi, io accetto sempre quando uno ha una visione anche la più diversa dalla mia diametralmente. L'importante è che poi quella visione e i parametri che lo portano ad avere quella visione, quell'idea, devono essere applicati all'altra, no? Perché poi non puoi cambiare. Mi spiego. Se un sito definisce lunare chi critica la stagione di Spalletti e fece tutto un discorso su un disastro, no? Che Donnarumma andava al Paris Saint-Germain e andava bene perché non era come il bamboccione non è la frase mia, non mi permetterei mai con nessuno, di Locatelli, e quindi criticava il Milan e diceva Donnarumma è uno che vuole fare il salto di qualità, non è stato Ricatti, che poi con questo termine, quindi Donnarumma in bene, bravo bis, Milan out, no? E a me sembra un po' diverso, nel senso Maldini ha tenuto duro, ha dato una linea di condotta, Raiola ha tirato un po' troppo, buonanima, lo salutiamo dal cielo, ha tirato troppo la corda. Il punto è che è molto rischioso, ripeto, perdere tutto un asse di una squadra. Il Milan, quando salutò tutta una serie di giocatori, tutti, perché quando salutò Inzaghi, salutò anche Gattuso, salutò Seedorf, Maldini, se ne andarono in 5-6, non ha più vinto, non solo perché Berlusconi. Quindi tu devi anche programmare gli step di ringiovenamento della squadra, no? Detto, noi abbiamo tirato troppo la corda su certe cose. Mi spiego, Valerio. Un pezzo che mi fece poi chiamare dal sito dove io collaboravo fu un pezzo molto articolato dove io dicevo stiamo sbagliando tutti, perché tutti paragonano Ancelotti a Sarri quando Ancelotti sta facendo il lavoro di Benitez, ma non lo stanno facendo. Mi spiego. Qual è la caratteristica che dicono sempre Ancelotti? Leader calm, queste cose qui, che è un gestore di risorse.
e Sarri è maestro di calcio. E quindi c'era questo paragone. In realtà Ancelotti stava provando a fare quello che aveva fatto Benitez, ovvero si gioca la stagione e non il campionato, quindi energia in Champions, poi un girone di ferro, Paris Saint-Germain, Liverpool, proviamo ad andare avanti anche in Europa League, una rosa che viene impegnata, non tutti il 25, però ruota un po' di più. Il primo anno non era così liquido, e cominciamo a cambiare degli elementi, poi alcuni non andarono via proprio perché ci si misero in mezzo. In realtà è Sarri che è stato il gestore, ma lo dice la storia, cioè Rea, Benitez, Albiol, centrale, Benitez, Koulibaly, Benitez, Goulam, Benitez, Isai, Giuntoli e Farina Socca suo, Hamsik, Marino, Jorginho, Benitez, al il grande acquisto di Giuntoli. In attacco, Caillon, Benitez, Higuain, Benitez, Insigne, Vivaio, Mertens, Benitez, grande intuito però di Bigon, Duan Zavata, Benitez. In 3 anni quanti titolari abbiamo aggiunto? 1,5, perché Isai non l'ha. Quanti panchinari sono diventati titolari? Nessuno. Quante panchine abbiamo cambiato? Andiamo a vedere quanti giocatori abbiamo bruciato, perché poi Higuain, Mertens, Caillon, dobbiamo mettere pure Gabbiadini, Benitez, e segnava con lui. Quindi il vero gestore fu Maurizio Sarri, che ha fatto giocare meglio quei giocatori comprati, classe Bigon, Quillon e Benitez, e le macerie. Ok, le macerie, però per esempio non abbiamo mai detto nelle macerie che erano 2 le squadre che andavano in Champions League, non 4. Devi fare in maniera omogenea. Che la Juve aveva fatto 102 punti, quella di Conte, ok, macerie, però quelle macerie sono state ampiamente compensate da giocatori che sono rimasti 6-7 anni e hanno fatto 4 qualificazioni consecutive in Champions League. Quindi sicuramente è mancata la qualificazione, non è che lo possiamo nascondere, è un difetto. Andiamo a valutare il piatto della bilancia. Però, concludo, il gestore fu Sarri. Ancelotti non è una rivoluzione a metà come quella provata a fare da Benitez, è una rivoluzione mancata, e da lì abbiamo incominciato a inseguire, e quindi noi ci siamo trovati, e chiudo, con tutti questi cuccioli classe 91, anche più di Guion, Rafa, Bigon, che ormai sono arrivati alla fine del loro percorso a Napoli, tutti, però ce ne sono tantissimi giocatori, chi anche prima, chi li doveva sostituire? Rog, cioè siamo persi, anche su Diavarà dicevano il più grande talento come sì, poi hanno detto comunque con la Roma, però per dire non è diventato titolare e non è diventato manco una panchina fissa nel Napoli, cioè fanno e i nuovi non si sono arrivati all'altezza, oppure sono già in procinto, cioè se dopo 3 anni e mezzo Fabian, che sono 2 anni e mezzo che sentiamo dire che lo accompagniamo all'aeroporto, no? Quindi purtroppo noi siamo figli di una rivoluzione non iniziata con Ancelotti, e adesso dobbiamo proprio partire da zero, ragazzi. Quindi non è una questione perché i giornalisti del Nord e Milan sono bravi, noi non vedete, quelle sono cretinate, non state appresso a queste persone, poi ci sono amicizie, cose che non voglio dire. Il punto vero è che noi adesso dobbiamo effettivamente rifondare, non per il fallimento, dobbiamo rifondare perché tutta una cucciolata ha terminato la sua esperienza a Napoli col sorriso, ma quelli che li dovevano sostituire non li hanno sostituiti, se ne sono andati via, e quei pochi rimasti addirittura si parla, tipo Zelinski era quello che faceva perdere il sonno, così dissero ad Hamsik. Io mi ricordo il collega disse, faceva questa frase, faceva perdere il sonno. Non mi sembra, lo trovo sempre col sorriso Hamsik, continua a dire parole bellissime, però non è una critica né a Zelinski a nessuno, è un fatto tecnico che adesso noi, basti pensare al portiere, cioè noi siamo che è una figura fondamentale, noi abbiamo veramente poche certezze. Mario Rui, Lobotka, se non va nel Valencia da Gattuso, tu pensa se veramente va da Gattuso out? Io l'ho detta come provocazione, perché Dem mi sembrava plausibile, Lobotka è proprio la provocazione, perché nessuno vuole ricordare che quando Gattuso arriva
chiede l'acquisto di Dem e di Lobot e arrivano con lui. Gattuso ha rovinato Lobot, Gattuso lo ha voluto Lobot. Ricordiamo questa cosa qui, quindi se proprio vogliamo inventarci una cosa, anche quella potrebbe essere plausibile, però non conosco il Valencia. Il Mattino conoscerà il Valencia dentro e fuori e sanno se gli servono centrocampisti, non lo so io. E questo è un pochino il discorso che stavi facendo, no Guido? Non hai idea di quale squadra si troverà in ritiro, possono andare via tutti o solo alcuni, dipende dalle offerte, ma come fa un allenatore ad accettare una tale situazione? Alexander Pato, non parlare sempre dei fatti nostri, perché noi siamo aperti a tutti i tifosi veramente senzienti di calcio. Sarà un grandissimo talento, continua a giocare, grande intuizione, anche perché avendo la presenza ancora in campo e poi come dirigente di Leonardo, l'asset Brasile-Milan, non solo, quindi quello con l'Olanda era tra l'altro a suo torto ci segnò, era un'ira di Dio, sia per questioni familiari, cioè, lui l'ha detto, e poi per questioni fisiche si è un po' perso. Se leggete l'intervista ti stringe il cuore quell'intervista. Parliamo di Pato, che era uno degli attaccanti più promettenti del Brasile e del Milan, che vinceva Champions League come se piovesse, quindi non era nel Cesena. Detto, io ho sentito 20 medici, 20 pareri diversi, provati i dolori più disperati e incredibili. E potete immaginare i luminari a cui si è rivolto Pato. Per dirvi, tutto sommato Lobot in pochi mesi si è ripreso lo stato di forma, quest'anno ci ha fatto semplicemente brillare gli occhi per la personalità, la qualità tecnica, la capacità di trovarsi sempre nelle zone nel campo giuste, di non perdere mai l'equilibrio pallone, campo, testa, corpo, cioè una meraviglia. Però sono umani, cioè io questa cosa ve l'ho detto, cioè non sono robot che tu ricarichi la batteria al litio alla notte alla presa elettrica, metti il programmino come una lavatrice e fai il lavaggio, come si chiama. Non è così, cioè il ragazzo poteva avere dei problemi, è andato in calo di forma e ovviamente in calo di forma l'allenatore ti mette di meno, non trovi la forma, è tutto a cascata, no? Ma io non credo, ma non con Gattuso out sempre, no? Che nessun allenatore al mondo sia idiota da non mettere un giocatore forte in campo lì. Però anche un giocatore forte può avere dei problemi personali che lo portano, che non conosco nel caso del, che lo portano, o problemi fisici, può avere, vedi Ibrahimovic ed è Dio, cioè uno sbruffone, cioè fine campionato qualcosa si era capito, dice che non era un fatto di, ha fatto tutto un campionato e tutta una serie di frasi motivazionali per lui e per gli altri. Quella frase ha detto non so che continuo e non era motivazionale, poi ha detto io ho giocato con un ginocchio rotto, ho deciso voglio giocare ancora, quindi mi opero, mi faccio perché la riabilitazione è lunga. Ed Ibrahimovic lo vedevamo fare delle cose che addominali a questa che incredibile, però, pensare che tutto quello lo stava facendo senza un legamento è qualche cosa di questi personaggi pur con il loro caratterino sono molto utili poi quando smascherano le stupidaggini che vengono dette nel mondo del calcio, e invece servirebbero di più, no? Perché poi fanno crollare tutta una serie di narrazioni che quindi nel corso dell'anno non erano cretinate, non valevano niente. E ripeto, parliamo di tanto di cappello di Zlatan Ibrahimovic che dobbiamo dire a quel giocatore, cioè che a 40 anni ancora incide fuori, dentro e anche sulla pista da ballo, nel senso con il suo carisma, quindi non parliamo di nuovo di un giocatore qualunque, però anche lui è umano. Francesco ci chiede, buonasera a tutti, l'unica cosa che mi chiedo è perché in conferenza nessuno cerca mai di contraddirlo o comunque di mettere in dubbio tutto quello che dice. Guido, questa è una cosa che si chiedono in tanti. Guarda, Valerio prima mi ha scritto ormai siete abituati male o bene a seconda se creo noia o meno con i famosi tutti grafici, cose eccetera, anche se Anton e Sasà sono nettamente ormai più plurifici e bravi. E ho detto no, oggi volevamo fare solo filosofia. Poi mentre mi diceva questa cosa Valerio, quindi non era preparata, mi è venuto in mente 007 Missione Goldfinger,
Goldfinger, che è il villain del film, convoca tutti i più grandi criminali della zona in America per esporre il suo master plan, no? Il grande piano criminale, perché dice in tutti i campi dello scibile umano c'è sempre stato qualcosa di meraviglioso, l'unico campo dove non c'è l'eccellenza è il crimine, dove non possiamo dire questo è un capolavoro. E il suo capolavoro è svaligiare la riserva aurea di Fort Knox, che è la banca più protetta al mondo, diciamo. 007 è fuggito dalla sua cella, ha ascoltato sotto il plastico di Fort Knox questo master plan, tutto bene. Poi quando Goldfinger lo convoca a bere un Mit Julep, ma non troppo dolce, Valerio, lui dice, perché è il vero 007, quello colto, quello britannico, quello che vince comunque anche con la maggiore cultura e superiorità, dice però Goldfinger mi ha deluso, non mi ha convinto, perché la riserva d'aura di lingotti di Fort Knox pesa più o meno 10.500 tonnellate, ricordo, non sono andato a rivedere il film, e 60 uomini ci impiegherebbero con 300 autocarri qualcosa come 20 giorni. Lei ha più o meno 2 ore prima che tutto l'esercito, la lezione, una cosa degli Stati Uniti d'America, sì. E lì intuisce che in realtà ha bleffato ai criminali, non vuole svaligiare Fort Knox. Valerio si sta annoiando, mo dici pure tu fai male. No, assolutamente no. No, perché questa cosa mi è venuta, questa illuminazione Goldfinger, quando tu mi hai scritto quel messaggio, e mo questa cosa me la fa proprio su un piatto d'argento. Il cinema, con tutti i difetti che io posso avere, penso, almeno mi illudo, spero romanticamente, che mi ha reso un uomo molto più pragmatico di quanto non sarei stato senza il cinema, che può sembrare un ossimoro, una contraddizione. Tanti anni fa, dato che io faccio sempre la raccolta differenziata, mentre tornavo dal Consiglio regionale dell'Ordine, mia madre mi chiama, dice guarda Guido, stanno in Palazzo Città premiando i maggiori ricicloni, pure noi ricicliamo tantissimo. Io che non mi fido della politica vado a casa prima di andare lì, lascio la macchina, porto tutte le ricevute della raccolta differenziata, salto tutto questo passaggio perché non sarebbe fuori testo. Il primo riciclone, che premia non solo con lo sgravio fiscale ma con un premio importante, il premio 3, conferì 16.500 kg, me lo ricordo ancora. Allora, gli amici bellini, prima cosa, ci Guido, tutto questo non ci interessa, non stai rispondendo un attimo, perché io che ho visto Goldfinger, dico bravo, a parentesi, parliamo di famiglie, non attività commerciali, non imprese, non cartoliberie, nuclei familiari, quindi non un'attività come può essere anche un... Dico, cavolo, Goldfinger che cosa mi ha insegnato? 16.500, facciamo pure 16.000, sono 308 kg a settimana, Pasqua, Natale e Capodanno settimana compresa. Io quando butto la raccolta differenziata con mio padre che mi vuole cacciare di casa e mia madre pure, anche quando mi sono andato a vivere da solo, ho detto ma tu sei fissato? Buttiamo mediamente 32-34 kg e la casa è stracolme, cioè abbiamo fuori il balcone, e riempiamo la station wagon e la mia macchina. Quindi 308 kg sono 10 station wagon, cioè questa persona quando va a buttare raccolta differenziata va con i parenti a buttare, che però attenzione è sua raccolta, perché noi abbiamo codice fiscale, codice tributario, è un codice specifico, quindi non puoi andare a prendere quelli di Valerio. Era una truffa. Morale della favola, quando il presidente dice io sposto la Filmauro qui, anche se ho 300 persone in questo momento in America che lavora, non è una frase o una domanda indelicata chiedere presidente cosa stiano facendo, perché non è un tifoso vessato dalla moglie, dall'amante, dal capo ufficio o una annotazione su questioni private come può essere una malattia. È lavoro. Tra l'altro noi sappiamo 2 anni prima l'uscita di una serie TV, di un cinema, di un film, prima della pandemia era più preciso, con la pandemia in sala lo sappiamo quello che è successo. Quindi dire, presidente, siamo contenti che lei ha in questo momento 300, l'ha detto lui, persone che stanno lavorando per l'America. Cosa stanno facendo? Sa perché ci interessa, perché siccome abbiamo letto il bilancio della Filmao e il 94,7% del bilancio del fatturato è Napoli SSC, volevo sapere se questo cresce, non perché i 2 bilanci sono vasi comunicatori, ma perché ci fa piacere che la Filmao, che sta per sé come prestigio, cresce come fatturato, e poi anche per sapere, cioè visto che sarebbe l'unica azienda cinematografica carbonara che non vuol sapere quello che sta facendo, visto che nel cinema ci sono i trailer, no? Allora tu mi dici bene, caro Francesco,
Quando lui dice io ho comprato, ha detto Presidente, sono passati 18 anni, noi non ci rendiamo conto che Aurelio De Laurentiis è il presidente più vecchio della Serie A, e per vecchio, sono un gentiluomo, non mi riferisco minimamente all'età anagrafica, però Valerio non posso dire il più esperto, perché l'età anagrafica, cioè Cairo ha comprato il Torino l'anno dopo di De Laurentiis, Andrea Agnelli è subentrato dopo, tutte le altre grandi squadre hanno cambiato 10, quindi il presidente con l'anzianità di servizio, è così più preciso, maggiore in Serie A, non si è trasformato nel presidente più esperto, quello più scafato, perché se dopo 18 anni sei ancora a litigare con tutti i giornalisti, non è interessante che Mimmo Amalfitano gli dici non parlo con te che sei juventino. La qualità è dovuta alla tua professionalità, alla precisione. Cito sempre Mimmo Caratelli, che è un gigante, che credo sia tifoso del Grande Torino, è grande poi simpatizzante tifoso del Napoli, ma Mimmo Caratelli è semplicemente mostruosamente bravo. Allora, se io lo seguivo non è perché è tifoso di quella squadra, non lo seguo, no? Quindi è un presidente inesperto, può dire una cosa del genere. Un presidente inesperto non fa la foto col bambino che gli viene vicino, ma dopo 18 anni tante cose, quindi lo accettiamo, no? Perché dice io non vengo dal calcio, sono i primi 2, 3, 4, 18 anni, sei diventato maggiorenne e sei il presidente con la maggiore anzianità di servizio, più di Andrea Agnelli, cioè una famiglia che ha una grande tradizione, però prima non si occupava in prima persona, scusate la doppia parola. Il Milan ha cambiato vari presidenti, l'Inter, è inutile che citiamo tutte le squadre, no? E questo non si sta trasformando in saggezza, non si sta trasformando in legami leali, seri, onesti, no? Si creano alleanze, no? Litigi con tutti, e in aggiunta questa cosa qua, perché nessuno lo contraddice. Qui però non può rispondere Valerio Guido, però Valerio si è posto questo problema, mi ha anche consultato e noi qualcosa vorremmo farlo. Il canale di Valerio, a te la parola. No, vabbè, gli amici Bellini adesso, quelli che veramente sono fedelissimi, perché quando non c'è partita, ovviamente chi sta qua è perché veramente è anche affezionato a noi come persone, quindi ci tengo moltissimo che voi siate i primi a sapere che insomma faremo dei tentativi, faremo di avvicinamento per poter avere un contatto diretto, e se mi permetti Guido, direttissimo con la presidenza, per mostrare non tanto non è questione di mostrare disappunto come qualche tifoso del Napoli insomma deve sfogare eccetera eccetera, è proprio tutto il contrario, cioè un confronto serenissimo, perché da questi canali non sono mai arrivati insulti o parolacce nei confronti del presidente, mai e mai avverrà. E quindi un confronto sereno dove quelle che sono delle proposte, dei dubbi, il perché, per esempio, lo prendo proprio a volo. Francesco dice: perché Guido ADL non investe nella comunicazione visiva, video di presentazione dei calciatori, editing? Sembra strano che una persona che nel mondo, che è stato o che sta nel mondo del cinema, trascuri queste cose. Guido, te la integro su Instagram, che si tratta maggiormente di video brevi, sai, di snippet eccetera eccetera. Ci sta un lavoro che vedo migliorare eccetera eccetera. Contemporaneamente YouTube è completamente abbandonato, perché ogni tanto abbiamo visto l'aggiornamento della copertina, ma non ci sono i video live, video messi lì senza editing. È strano quando dicono lui è un uomo di comunicazione, si dice sempre sta frase, è un uomo di comunicazione. Sì, tra l'altro cioè è un'osservazione più che altro questa di Francesco, assolutamente onesta e legittima, perché dobbiamo uscire, noi non lo facciamo da questa logica, la critica costruttiva, la domanda scomoda. Ci sono domande intelligenti, pertinenti, che possono anche essere uno stimolo, nel senso che una persona può dire: lo sai che non avevo considerato questo aspetto. Sicuramente De Laurentiis aveva un vantaggio professionale e umano enorme, incolmabile con tutte le società, no? Da questo punto di vista, quello dell'audiovisivo, perché viene da 3 generazioni,
da quel mondo, continua a lavorare in quel mondo, quindi ha contatti, un mondo dove tra l'altro ci sono tantissimi tifosi influenti del Napoli. Vi citai la famosa foto di Silvio Orlando vestito nella serie Young Pop di Sorrentino, no? Vista in tutto il mondo con la divisa del Napoli. Quindi già tra i tifosi eccellenti sarebbe a gara, ma da un Maurizio De Giovanni, raffinato scrittore, è inutile, non voglio citarli tutti, perché quindi chiedo scusa a tutti i tifosi VIP del Napoli, perché fortunatamente si sono sempre alimentati, no? Abbiamo perso tanti maestri, De Crescenzo, Troisi, detto, però c'è il Maurizio Larito, no? Detto che ha vissuto queste due fasi, no? Essendo grande amica di Luciano De Crescenzo. Quindi già da quello ci sarebbe l'imbarazzo della scelta, ma ci sono l'idea di creare dei simpatizzanti, quindi è abbastanza grave che una persona che viene da che quindi ha le conoscenze, ha gli strumenti, ha la visione di quanto sia penetrativo una confezione e anche emozionante, no? È anche l'economia di scala, permettimi, no? Per abbattere i costi, perché comunque tu lo puoi inserire in determinati contesti e quindi non devi partire da zero piuttosto che uno che non se ne occupa. Quindi in questo caso è come partire ai 100 metri piani e lui era già con la medaglia al collo, perché c'era questo il divario incolmabile. Non solo non abbiamo la medaglia al collo, è rimasto a casa, ha detto ma perché quando Conte è stato assunto dalla nuova proprietà dell'Inter, mi ricordo questo video in inglese, in italiano, da lui nella macchina, con la voce fuori campo, molto cinematografico, no? Faceva ridere i vari tifosi di altre squadre, però in 2 anni poi ha vinto, non avrà vinto per quel video, però tutto conta e nulla conta, e noi siamo nel nulla conta, no? Cioè, Centro Sportivo no, il video no, YouTube no, incominciamo, e qui l'invito che vorremmo fare con Valerio, incominciamo a stabilire, ci sono delle cose che si possono fare, che sono sostenibili, che possono essere utili per la crescita, ma la crescita anche professionale, perché uno dei motivi che secondo me lo rendono antipatico, che se poi tu ti interlacci sempre con le solite persone, le solite domande, alla fine vai quasi col pilota automatico e non ci stai più a pensare, no? Avere una persona che ti incalza e dice Presidente, con tutta la buona educazione, la conosciamo la storia del un pezzo di carta, degli sputi, è sempre la stessa, non è cambiata, non è il delitto Pasolini che si è arricchito purtroppo di nuovi elementi di prova che rimettono a discussione il processo, è quella, basta, la sentiamo da 18 anni e stoppo, parliamo d'altro, e invece lo lasciano parlare, gli sputi, Martina, eccetera. E dovresti cominciare ad avere degli interlocutori, dici questa storia la conosciamo, ti rispettiamo, l'abbiamo già ascoltata, è sempre la stessa, non c'è un finale. Cambiano solo le cifre dell'acquisto del Napoli. Cambiano solo anche su quella. Allora, a questo punto dice Presidente, la conosciamo, però mettiamoci in accordo una volta per tutte 34, 37 su questo io sono proprio attentissimo. A Infinity dico richiesta per diventare youtuber ufficiale, lo faresti esplodere. Allora, domanda mia ad Infinity: esiste questo programma? Cioè, nel senso, il Napoli ha pensato di avere uno youtuber ufficiale? Perché io so, per esempio, conosco personalmente Lollo, un tifoso del Milan, che ha in gestione il canale Twitch del Milan, quindi so che esiste nelle squadre, cioè personaggi di riferimento, eccetera, eccetera. Io ti dico la verità, sarei onoratissimo soltanto dall'idea, ma amo questo mio spazietto piccolo, umile ma onesto, diceva Troisi, dove sono liberissimo e dove non ho richieste dall'esterno di contenuti di un certo tipo, lo faccio così come mi viene e sono molto più libero di farlo. Da youtuber ufficiale, se esistesse questa figura, se la prevederebbero, non lo farei. È più facile che il Napoli vinca lo scudetto che questo accada. No, perché non è una provocazione, nel senso che il vero cambio di programma, chiamiamolo così, è che De Laurentiis entri in un'altra dimensione, quella di una società molto più articolata, dove lui ha la scelta dei manager, no? Perché la scelta è chiaramente sua, con degli obiettivi
aziendali, no? Ma ha questo cambio di filosofia che a un certo punto accetta di delegare determinati asset. Esatto. Siccome mi sembra che non è una critica costruttiva, è semplicemente accettare quello che lui ha detto negli ultimi 3-4 conferenze, e la direzione lui che sta indicando il contrario, cioè ha detto io voglio essere ancora più presente e protagonista perché qualcosa, quello che lui ci ha detto qualcosa non ha funzionato a Castelvolturno, per dire è una buttata, non lo fanno mai che sposta la filmavano da Roma lì, però per dire quella cosa lì è come se ha detto adesso siete tutti sub iudice. E poi i colleghi non hanno sottolineato questo aspetto, invece voi dovete, De Laurentiis non è un imbecille, ragazzi, uno che arriva a quei livelli, a volte lo trattiamo, che quando dice le parolacce sminuisce la sua persona e professionalità e fa male, secondo me. Però per dire quella cosa significa che la sua filosofia sta andando nella direzione opposta, cioè maggiore controllo centrale da parte mia e non delegato. È una filosofia che secondo me nel calcio finanziario iperglobalizzato eccetera non può pagare se vuoi competere con queste realtà iper industrializzate. Poi puoi rimanere a navigare a vista, qualche anno va in Champions, qualche anno no, perché la gestione è sana. Però scordatevelo che tu colmi il gap, perché diventerà sempre più alto. Però la direzione è quella. Il grande cambio filosofico sarebbe detto no, io accetto di rivedere questa cosa, accetto di avere un vicepresidente che non sia un esponente della famiglia, che quindi mi fa vedere le cose dal suo punto di vista, poi io posso pure cambiarlo, accetto di avere un direttore generale, non dire non mi serve il direttore generale, sono io un direttore generale, accetto di potenziare il reparto marketing, accetto che vabbè, o la devo gestire io oppure compro l'asset. Beppe Quintale voleva fare la Napoli TV, l'ha dichiarato più volte, e visto non l'ha fatta lui, non l'ha fatta altri colleghi molto bravi esperti, ma non l'ha fatta manco il Napoli, quindi può dire accetto di avere una serie di youtuber coordinati da Punta di Diamante di Valerio Furio, oppure prendo un professionista da New York. Questo diciamo è il vero cambio di passo. Quindi cominciamo noi qui nel canale Valerio che siamo un pochino più calmi, spariamo meno pedinate, a mettere pali veri a terra. Il vero cambio di passo è dobbiamo capire la direzione è nuova, cioè quella di più struttura, più deleghe, chiaramente sotto la sua, e lui il presidente, supervisione e filosofia, perché tu dai una filosofia aziendale, no? Ho detto ti assumo, questi sono gli obiettivi, ma rispetta quella filosofia aziendale, che per esempio è quella di un'assoluta accortezza dalle contaminazioni criminali. De Laurentiis se lo vuoi fare incacchiare e manda uno di nascosto a un'inaugurazione in Club Napoli, vede una foto di uno rugicato, lui non manda nessuno, ma non basta nessuno perché controlla in maniera maniacale, ci tiene tantissimo a questa cosa, quindi è chiaro che se lui assume qualcuno, oltre a raggiungere dei parametri, 1000 visualità, ha detto ricordatevi che io voglio una trasparenza per quanto riguarda E questo si ricollega un pochino, io dico come sono bravi, io sono gli amici Bellini che questa è domanda precedente di un'ora fa, però io la riprendo perché fa gioco con quello che stiamo dicendo. Guido, che lei sappia, nel corso degli ultimi anni qualcuno ha mai preso la personale iniziativa di proporsi ad ADL come DS o figura simile? Io credo che qui Roberto intenda DG, cioè più direttore generale che direttore sportivo. Se ha già detto il contrario, mi scuso per la poca attenzione. No, ma figurati, poi uno può arrivare a metà, anzi siamo... no, perché lui disse, dopo la fattura con Marino, è stato un grave errore perché Marino era un po' come il maestro Jedi che insegna al Padawan, lui poi disse ho già imparato tutto, e secondo me invece De Laurentiis, e lo dico con educazione e rispetto nei confronti di una persona che ha fatto una carriera eccezionale nel suo campo, per quanto produca qualcosa che qualcuno può non trovare di gradimento, invece in campo calcistico aveva bisogno di continuare questo apprendistato e si è un po' fermato come apprendistato. Infatti certe gaffe probabilmente, se avesse avuto a fianco una figura come direttore generale o un altro amministratore delegato che Chiavelli, che non viene dal mondo del cinema ma viene dal mondo come Marotta, no? del calcio, avrebbe colmato questo apprendistato. Questa è un'altra novità che diciamo del canale non si sottolinea mai, non è una questione Valerio solo di carattere, è una questione proprio di percorso, e secondo me adesso un bagno di umiltà il presidente dovrebbe farlo, nel senso che da tutti dei cretini che sono vecchi eccetera,
ma anche lui gli mancano degli anni per capire che cosa significa fare sport, che loro parlano, anche il figlio, no? Luigi, che è molto bravo, ha detto una cosa che mi ha molto preoccupato riguardo la TV, i diritti televisivi. Innanzitutto ha fatto riferimento ai suoi amici che non guardano cose e non hanno come guardare. È una stupidaggine, perché tutti noi riusciamo a trovare come vedere il Napoli legalmente. Da Valerio a New York, io che mi sposto in Italia. Il problema è che non lo guardano, e adesso non guarda il calcio, perché voi offrite, non lui, un prodotto scadente, e nessuno ha l'obbligo né morale né... E come non offrire un prodotto scadente? Aumentando la competitività, trasparenza, legalità, è tutta una cosa. E quello è il cortocircuito. E invece lui ha spostato, Luigi De Laurentiis, l'attenzione sul device. È come se io ho detto Chrome non funziona, facciamo Firefox, no? Come se fosse un'applicazione, no? Per non nominare i programmi, vabbè, sì. comunque secondo me sia Sky si arrabbia, ha detto, ha spostato sull'emittente, ma non è l'emittente, perché il tuo amico, e comunque dobbiamo ragionare in chiave professionale, non chiamano i nostri amici, ma se Chiariello va in trasmissione, ha detto, io ho lasciato, che è un big del giornalismo campano, no? Stavo vedendo la Serie A, ho lasciato la Serie A come qualunque persona sana di mente, per vedere il binomio tra lo scudetto, se andava la Premier League alla Manchester City e al Liverpool. Non è che hanno costretto lui come migliori di telespettatori, è che è molto più appassionante quel campionato. Il device è lo stesso, però se puoi scegliere, scegli quello, è chiaro. Grazie. Quindi, no, ti ho risposto nel senso, perché lui non lo disse, non lo voglio più e non l'ha voluto più, e mi è permesso di dire questa cosa. Secondo me ha fatto male, perché avrebbe avuto bisogno di una figura che gli faceva capire aspetti importanti dello sport, del calcio, che ti mancano perché non vieni a quel mondo, che solo una persona molto più esperta di te che ha la pazienza, la capacità di trasferirti, o quantomeno di farti capire che invece sono delicati, sono importanti. Angioletta, quale Guido, posso fare una domanda di campo? Come no? Elma sotto gol e 6 assist, secondo voi può ancora migliorare? Praticamente diventerà un diamante puro, visto che il suo nome significa anche diamante nella sua lingua? Secondo me sì, può, nel senso c'ha le capacità tecniche, fisiche, di personalità di andare fino in fondo. Abbiamo la certezza? No, l'anno prossimo è un anno, soprattutto se lui partirà non solo più titolare, non più il tappabuchi, che non ha fatto il portiere, ma ha fatto anche il terzino un paio di partite. Quello è un pericolo, secondo me, perché noi adesso che vediamo le varie ipotesi di formazione, i dubbi, chi entra, chi esce, nessuno mette mai Elmas titolare, quindi se lui resta uno di questi giocatori, il primo panchinaro per mettere a posto un buco, e poi noi staremo sempre a chiederci ma quando esplode. Io penso, perché Angela ha fatto una domanda intelligente, innanzitutto che credo che Spalletti voglia cambiare il modo di giocare a Napoli. Spero che non sia quello che abbiamo utilizzato quando abbiamo perso di fatto lo scudetto. Sono andato a rivedermi un po' numeri e partite, perché poi noi l'abbiamo perso in casa, Valerio, l'abbiamo perso in casa con le big, l'abbiamo perso in casa con quella famosa favola che dovevamo coprirci. Perché se tu analizzi Atalanta, Inter, Milan, Fiorentina e Roma in 5 partite, 3 per 5, 15, il Napoli ha fatto 2 punti, perso con l'Atalanta, ha pareggiato con l'Inter che non era né in crisi, ma non era l'Inter in formissima, era un Inter dove potevi dargli un colpo. Ha perso col Milan non giocando, ha perso male con la Fiorentina e ha pareggiato male con la Roma. In quelle partite Napoli ha tirato 60 volte, ha subito 61 tiri e ha tirato meno tiri nello specchio di quanti ne ha subiti. Cioè tutti i numeri di quelle 5 partite sono numeri in negativo. E i minuti li vedremo di Mertens, perché Mertens uscì con l'Atalanta, sono pochi, soprattutto ovviamente con Inter, Milan, Roma. Quindi la teoria non che con Mertens avrebbero vinto il campionato. Però una cosa noi ricordiamo di quelle partite: questo modulo con una totale fiducia e accentramento di Osimhen come unica punta, che invece lo isolò.
quindi bisogna vedere se noi vogliamo un calcio molto più fisico, un centrocampo più fisico, terzini più fisici, dove abbiamo quest'idea di un giocatore che regge tutto l'attacco. Dobbiamo vedere se poi non diventerà un boomerang. È troppo presto, dobbiamo avere i giocatori, però l'impressione che lui voglia abbandonare il passato, no? Il 4-3-3, di un certo tipo di calcio. In quelle partite noi abbiamo avuto poco più del 51,8% di possesso palla rispetto al 58,9% di fine campionato, mi sembra, detto dove veramente siamo la squadra con più possesso palla. Cioè, ripeto, tutti i numeri di quelle partite, che ovviamente sono una micro esempio, sono solo 5 rispetto però sono 5 partite dove se già il Napoli avesse fatto 5 pareggi avrebbe fatto quindi perdere lo scudetto al Milan, perché poi il Milan avrebbe 2 punti in meno, e intanto era di più, 5 miseri pareggi. Quindi dobbiamo capire, ragazzi, questo è il vero punto di domanda. Tra l'altro si ricollega al titolo della live di Valerio, che è sempre sul pezzo: quale Napoli sarà? Come vorrà giocare il Napoli, quindi che giocatori sta prendendo in funzione a quella che è la sua idea di messa in campo, di gioco, di filosofia, quindi più fisica, aggressiva. Hanno fatto una bella trasmissione martedì, ragazzi, sempre bravi Valerio, Antox e Sasa, mostrando per esempio che Olivera ha un sistema di gioco un po' diverso da Mario Rui, no? È più aggressivo, pressa di più. Io mandai solo un messaggio, ho detto attenzione che Mario Rui negli ultimi anni è giocatore del Napoli e non è che prende più falli di tutti, no? E noi lo sfruttiamo e loro subito bravi a vedere perché il Napoli non segna le punizioni. Quindi non è solo il peso, i centimetri, ma quanto è più avanzato. Quindi dobbiamo capire quale sarà il Napoli, ma ci possiamo aspettare un Napoli che probabilmente lascia definitivamente il 4-3-3 champagne che non piace ai lunari. Mi chiedo, prendo il messaggio di Giacomo, ma parecchi me lo stanno scrivendo in chat, cioè sta ritornando questa cosa. Ragazzi, da dove esce la voce di De Paul? Cioè, È andato via De Paul. Non ho capito. È andato via, prende un sacco di soldi. Appunto, cioè, questa mi sorprende, cioè, se mi sorprendeva il parlare di Pjanic, il parlare di Wijnaldum, il parlare di Paredes, e io mi sento anche di dover fare un video per smentire, ma da dove esce la notizia di De Paul che non l'abbiamo preso quando era prendibile dall'Udinese? Quando lo chiama Simeone, De Paul va da Simeone e vediamo un forse perché ieri l'abbiamo visto giocare contro l'Italia, ci siamo emozionati, eccetera, eccetera, lo rivogliamo. Non è un acquisto che il Napoli può permettersi in questo momento. Ci sono due questioni di fondo: una è la paura, l'altra è la fiducia. Non dobbiamo aver paura di questo salto nel vuoto, perché anche Marek Hamsik, tranne qualche appassionato come noi, era uno sconosciuto. Anzi, quando furono presentati Luca, Arcano, Lavezzi, ci prendemmo i fischi: ma chi ha preso? Vogliamo i campioni. O Dries Mertens, no? Che non avrebbe fatto 10 partite nel Napoli. Non è quello, perché poi bisogna andare avanti. Quindi il Napoli ha stabilito 2,5 milioni come tetto massimo di inganci. Quindi, ragazzi, andiamo fuori da qualunque volo pindarico. La fiducia è in giunto. L'unico, e introduco solo questo rischio, è che quando tu cambi tanti giocatori, e questo è il punto di domanda, tra l'altro in un campionato particolare, ti serve del tempo, a volte anche tanto tempo, per armonizzarli, perché il tempo non è 2, 3, 8, 10 partite, un paio di stagioni tu dove incominci a vedere dei frutti seri per meccanismi, per certe automaticità in campo. Siccome è una stagione molto complessa, la mia grande domanda è: quanti punti riusciamo a rosicchiare di non perdere? Scusate la bruttezza della frase, no? Io so che perderemo dei punti. La bravura è perdere il meno possibile per non essere proprio risucchiati in una tristezza infinita. Però dobbiamo entrare in questa ottica, cioè quando tu rivoluzioni la squadra, metti gente nuova, non è una questione che non avranno talento, perché capace prendi uno che ti scintilla agli occhi come Lavezzi, che subito infiammò quella Coppa Italia, la tripletta, e comunque poi paghi Lazio, e paghi Lazio in un campionato dove a un certo punto la Champions League non si fa ogni 15 giorni ma ogni settimana, e quindi tu non hai il tempo per oliare dei meccanismi con giocatori tutti nuovi. Questa è la cosa quindi la paura del nuovo, di un nuovo ragazzo che arriva, no, è perché altrimenti staremo sempre fermi. Certo, ci dispiace lasciare dei campioni che ci hanno
reso felici nonostante non abbiamo vinto lo scudetto, come ha detto quel simpatico amico, no, del tifoso dell'Inter, non è amico Belli. Fiducia in Giuntoli, che poi tanto scarso non è, anzi, preoccupazione sul tempo, perché ci troviamo questa rivoluzione proprio nel campionato che non ti concederà tanto tempo per Esatto. Tra l'altro il mondiale capita a novembre, eccetera, eccetera, ma di solito già a prescindere le annate col mondiale sono particolari perché i giocatori che stanno in nazionale fanno delle annate particolari. Per esempio Davide ci chiedeva, secondo voi il vero mercato del Napoli passerà attraverso la cessione di Osimhen? Ho una certezza, personalmente Zielinski sicuramente ci farà fare cassa. Io non credo, Guido, poi voglio sapere la tua, io non credo che il Napoli sia pronto o disposto a cedere Osimhen in questo momento, più che altro se gli dai una valutazione importante, e non so quante squadre possono spendere più di 70-80 milioni per Osimhen. Sì, poi la valutazione bassa di Haaland ha un po' rovinato i piani di ADL, ma tanto se si fa un altro anno, un anno buono, finalmente spariamo per il ragazzo e per tutti noi, non metà anno, potrebbe anche superare i 20 gol. Esatto. Perché quest'anno la grande rivoluzione è, permettetemi, un grande intuito rispetto ai lunari, no, del mondo. Ecco, io vi avevo detto, attenzione, Paris Saint-Germain, non trattatemi con gli scemi con l'anello al naso, stanno facendo dagli anni un'operazione geopolitica, usare proprio questo termine, no, giusto, sbagliata, cose esagerate, ne parliamo in un'altra occasione, però non è calcio. Sì. L'operazione di Mbappé non è solo per loro un'operazione geopolitica, era abbastanza scontato. Io mi ero espresso, pur non facendo calciomercato, un'ennesima intuizione, in realtà solo logica. E che significa che poi lui non è andato al Real Madrid e vedete, è cascato un po' quando un film importante sposta la sua data, tutti si vogliono spostare in quella data e quindi poi così si sposta. Lewandowski con un altro anno di contratto, io non voglio più giocare nel Bayern Monaco, e incominciano gli spostamenti, ovviamente in Manchester City, e lo scrissi in privato a Valerio, è arrivato il momento che Guardiola, vedete, cambiare il sistema di gioco, se la vuole vincere questa Champions deve abbandonare questa filosofia e si va a prendere il nuovo talento emergente. Quindi alcune caselle si sono andate a bloccare, no? E alcune, ma il ragazzo è molto giovane, quindi non ancora degli anni di contratto, quindi sia la società che lui sono abbastanza protetti per rimanere un altro anno. Diciamo, questo è l'anno sbagliato per rispondersi, per venderlo. Perché? Perché io non credo minimamente che arrivi qualcuno che offra non i 100, 120, 80 milioni, è fantacalcio. Perché? Per quel discorso là è un giocatore che ancora non ha dimostrato di poter stare in campo internazionale. Quanti gol ha fatto, lo vedemmo in quello scatto con le big Osimhen, e quanti il vecchietto Mertens ancora ha segnato con le big, lui no. Quante partite internazionali, non finali, manco finali, semifinali, quarti, quante partite internazionali. Le altre squadre non è che te li vogliono regalare i soldi, e se no il Real Madrid non si va a prendere Ancelotti, con tutto che dicevano Allegri. Sì. Perché tu sulla panchina del Real Madrid metterai un bollito, come diceva qualcuno, ma in realtà tu sulla panchina del Real Madrid non puoi mettere. Perché Mourinho è l'unico che ha fallito nel Real Madrid? È ovvio, perché il Real Madrid è il Real Madrid. E lui lo special one, e voleva essere special one in qualcosa dove chiunque, che sia Ronaldo, è comunque sotto il Real Madrid. Cioè il Real Madrid è il Real Madrid, è un'entità a parte. Quindi anche il più grande giocatore, il più grande allenatore non è special, è il Real Madrid. Lui con quella personalità, infatti è perfetto per la Roma, e che sta costruendo 24.000 già abbonamenti, un'epica. Detto, nel Real Madrid poi litigava con i tifosi, cioè, perché non ha capito che non puoi essere più special del Real Madrid. Ma parte lui, Del Bosque, cose, devi mettere gente che sa stare non solo in campo ad allenare in quell'ambiente. Ecco, forse lo stesso parallelo si può fare anche col Manchester United, che è una di quelle società. Se tu sei il Barcellona e Manchester United, cioè vedete quest'anno non è andato in Champions, ne spendi 45 per Osimhen, ma non 120.
perché se ne spendi 120 è una scommessa che una società con quel blasone, con quella stadio, con quella tifoseria, con quell'attitudine a partecipare alla competizione per arrivare ai quarti, per arrivare ai semifinali, non per dire 13° anno, non può buttare. Poi si sbagliano agli acquisti, si sbagliano tutti, anche le grandi big, perché in realtà non è le figurine. Ivan ti dice: quando dicevi che col Genoa poteva essere l'ultima di Dries e fu sostituito senza standing ovation, avevi ragione, ma il mio cuore da tifoso semplicemente rifiutava la cosa e il sentimento che mi frega. Io, siccome non posso che abbracciare idealmente questo tifoso, siccome hanno fregato una volta, non mi sono fatto fregare 2 volte, vi dissi non ci voglio pensare, perché se mi metto a piangere 15 giornate finali, non mi fido. Umanamente lo andiamo a salutare, perché Mampsic non l'ho salutato, fu un fulmine a ciel sereno, è andata così. Se dovesse essere l'ultima stagione, come il 99,99%, e lo dico con una tristezza che non potete immaginare, dobbiamo aprire un serio tavolo di riflessione su quello che è successo. Tutta una stampa contraria da 2 anni e mezzo, manco c'è un sito che ha fatto tutto un discorso sulla professionalità, sul lavoro, c'è gente che lavora come se lui non fosse un calciatore professionista, non avesse lavorato, addirittura record man. Cioè, quello che è successo a questo ragazzo apre un serio tavolo di discussione su quello che è l'ambiente spalla a spalla, che diceva Benitez, napoletano, e anche un serio tavolo di discussione su quello che poi è il trattamento dell'attuale società nei confronti, tranne Insigne, tutti i suoi campioni sono andati via tra l'anonimato e l'insulto. E questo non è corretto nei confronti della stessa società, perché comunque li ha pagati, li ha fatti crescere, nei confronti della storia della società, nei confronti di noi tifosi, nei confronti comunque di ragazzi che fanno i calciatori di professione, ma prima di tutto sono esseri umani. Quindi aspettiamo la fine del calciomercato, ma poi apriremo un serio tavolo pacato, educato. Non è che me lo sono dimenticato, questo è un tema. Anzi, io aspettiamo, perché potrebbe anche essere una rivoluzione. Il presidente ha detto a un certo punto, io come uomo immagine, dandogli pieni poteri nel futuro. Valeria ha fatto un video molto intelligente, ha detto ma non ragioniamo, sembrava di sentire quando io vi sfotto quadridimensionalmente, ma l'abbiamo chiesto poi a Dries se vuole fare il direttore sportivo e non fare l'allenatore, o non vuole fare la guida turistica in giro per il mondo. Cioè, conta pure il suo parere, Che poi ci ricordiamo, lui disse io voglio viaggiare, poi è arrivato il bambino, ma lui aveva già intenzione, dopo finita la sua carriera di calciatore, di viaggiare un pochino. Poi com'è bello, la parola viaggiare è bellissima. Auguri a Modio Mozzillo, oggi 40 anni, voglio gli auguri e noi te li facciamo. Benvenuti a tutti. E prendiamo questo messaggio, questo è un nome nuovo con anche caratteri orientali. Se il 70% del Milan vale 1,3 miliardi, valutando il club 1,8 miliardi, il Napoli non li può valere almeno 600-700 milioni. Ad ADL non conviene vendere il Napoli, prendersi i soldi e fare grande il Bari? Guido? No, non fate questo ragionamento, perché andate a vedere quanto è stata comprata la Fiorentina. Aiutaci nella valutazione. Poi la risposta è stata comprata l'Atalanta. Io dico che 500, ma sparando numeri al cavolo, come sarebbero un regalo, no? Perché poi devi andare a vedere il palmarès, il brand, devi andare a vedere il bacino di utenza, tante cose qui. Non sei tanto differente. Cioè, il grande patrimonio del Napoli è un patrimonio umano storico, e la squadra probabilmente italiana che ha più tifosi del mondo, per le ragioni che sappiamo che Napoli è una città fantastica, ma anche molto delicata, perché ha regalato tanti suoi figli e suoi figli in giro per il mondo, che poi hanno fatto nuovi figli, nuove generazioni. Lo diciamo sempre, Valerio, se poi Napoli o territorio limitrofo fosse stato super ricchissimo, con concerti di medio livello che ti garantiscono un tenore di vita e anche una soddisfazione professionale di suonare con persone che ti spingono a diventare sempre più bravo, col cavolo che se ne andava in vacanza, andava a fare una tournée, cioè, perché lasciare gli affetti non è la cosa più bella. Il Bari no, perché De Laurentiis continuamente una parte della stampa ci venderà, non ha nessuna intenzione di vendere per il Napoli, perché il Napoli gli ha dato una popolarità e soprattutto la possibilità di fare dei lunghi
monologhi infiniti che nel cinema non poteva fare, non faceva più, ed erano inferiori, perché poi tu fai il cinepanettone, ma ogni giorno escono centinaia di film nel mondo, e in Italia 7-8 film importanti a settimana, weekend, quindi quello è il cinepanettone, ti fai quel mese di dicembre, però poi torni nell'una. Invece non solo la popolarità, ma la possibilità di sfamare il suo ego smisurato, dobbiamo dire, gli ha dato il Napoli, prima ancora il portafoglio. Quindi se vende il Napoli, e lo può vendere quando è proprio stanco fisicamente, torna in una dimensione che non è più sua, non gli piace più. Questo aspetto non lo sottolinea mai nessuno, ma è quello, vale, è così. Io sapete quante volte me lo sono dovuto sorbire alle anteprima stampa dei film, ho detto voi non potete immaginare che cos'è. Adesso, nel senso che molto, non dico niente, adesso invece lui ha la ribalta dell'immagine, no, per usare un termine che non immaginava di avere, che probabilmente gli è piaciuto, perché Vanity My Favorite Sin, diceva Al Pacino, no? L'avvocato del diavolo, ed è del tutto umano. Il Bari, l'ho detto, potrebbe essere venduto, se va in Serie A, a 50 milioni di euro, ma considerate quanto è stato rilevato. Non ha lo stesso prestigio. Il Bari ha 29 partecipazioni o 30, no, 30 in Serie A, 0 trofei, 0 partecipazioni alle coppe, all'UEFA Champions League, all'UEFA Europa League. Non potete paragonare, non è noi siamo meglio, è una questione di prestigio. Cioè, quando Rafa Benitez è venuto a Napoli, grande stupidità la prima conferenza stampa, c'erano giornalisti di mezzo mondo e lui rispondeva in 3-4 lingue. Il problema è che quando Rafa Benitez è andato in semifinale con il Napoli in Europa League, l'Arentis non ha mandato nessuno, e quindi nella cerimonia ufficiale, nell'etichetta UEFA, quando chiamarono gli esponenti delle 4 squadre, c'erano 3 e non una, cioè 3 e non 4. Di nuovo, se il Bari andasse in Serie A ci sarebbero molti colleghi della Puglia, ma non penso che si verrebbero dalla Spagna, dall'Inghilterra, a meno che non prendi Mourinho. Però questo è fantacalcio, perché Mourinho, Klopp non vengono a Napoli, cioè non riesce a portare il Napoli a quei livelli per fare c'è sempre di base chi se lo... Cioè, questa domanda è pertinente, perché noi possiamo stabilire un prezzo, possiamo stabilire un valore, eccetera, eccetera, ma dobbiamo, come Guido ci ha sempre spiegato, sempre chiederci se uno deve vendere, deve esserci un acquirente. Perché, ragazzi, dobbiamo ragionare da freddi analisti, non da tifosi, è una cosa impossibile. Viene sempre raccontato come l'altra volta poteva andare peggio, Gaucci, e io ho detto no, finiamola questa, poteva andare meglio, poteva essere presi da un fondo. A questo punto eravamo noi che in questi 13 anni 2 scudetti come o l'Inter o Milan avevamo portati a casa, e invece schiacciati da questo peso poteva andare peggio. Il Napoli è una società sana, paga le fatture in banca, tutto bene, verissimo, tutto quello là, però è il Milan che ha cambiato un sacco di proprietà, è l'Inter che ha cambiato la Fiorentina, perché evidentemente non è questa la discriminante principale. Non sto dicendo che è una cosa brutta, sbagliata, non dobbiamo essere orgogliosi, non è questo. Noi, però, evidentemente non è una discriminante per il mercato. Che dice la discriminante principale, siccome il Napoli paga gli stipendi precisi al giorno, non ha debiti, non ha investimenti finanziari, è una società specchiata, allora è il primo mi compra il Napoli. Se era questo sarebbe stato già acquistato, anche la famosa offerta irrinunciabile. Ma a parte l'imbecillità che si scrivono Bezos, eccetera, lo chiederemo scusa all'esimo collega quando avverrà, evidentemente non è successo, perché stiamo ancora aspettando Zuniga al Barcellona, Isai al Bayern Monaco. Questa è la verità. Sì, il calcio cambia, quindi significa che vanno presi alti parametri, e noi dovevamo incominciare a decidere: vincere qualche titolo in più, sì, poteva essere un parametro, avere il vero un mutuo per una struttura nel corso degli anni, ma questo poteva essere un parametro, avere legami con altre società, aver fatto come Paris Saint-Germain una serie da quest'anno di academy in giro, non per la Francia o Parigi, ma per l'Inghilterra. Per esempio il Napoli, con determinati giocatori molto sensibili nell'aspetto sociale come Gulam,
Koulibaly, ma è lo stesso grandissimo campione che è stato Hiller, che è appena tornato in città, o Lavezzi, mettere delle academy in territori tra l'altro molto affini all'immagine napoletana, alla tradizione napoletana. Pensate in Argentina, noi dovremmo avere un filo diretto come Batman nella serie TV, il telefono rosso col commissario Gordon, ma com'è possibile? Non avevamo manco la maglietta sulla bara di Maradona. Insomma, di cosa stiamo parlando? No, però 5 miliardi, 3 mila miliardi da qualcosa, ed esco l'invito, e lo inviteremo ufficialmente, Presidente, nessuna trappola, nessuna volgarità. Vogliamo capire da cosa dobbiamo partire, perché un segno di discontinuità va dato, senza nessuna pretesa da parte nostra, Presidente compromessi, no, non è quello, anzi tutte cose sostenibili, però da qualcosa si deve partire, perché se no siamo fermi al palo, no? Ci qualifichiamo, non ci qualifichiamo, e quell'anno è un bilancio più roseo rispetto, però quello strutturale è proprio ingessato lì. Ad esempio, mettere delle accademie, oltre a un valore proprio sociale, etico, ma sono magliette, sono sponsorizzazioni, sono aprirsi a sponsor internazionali, e tu hai un legame fortissimo con l'Argentina, no? Ma adesso un nuovo calcio, chi avrebbe detto che con la Slovacchia di Marek Hamšík tu hai un legame fortissimo con questi giocatori, no? Però per esempio con l'Africa andrebbe fatto, perché è un territorio molto importante, molto vasto, e prima o poi diciamo esploderà in senso più nobile e positivo, e avevi due alfieri che sono due nobilissime figure, non parlo da un punto di vista calcistico ma proprio umano, no? Cosa è stato fatto? Loro privatamente fanno tanto, però andavano creati degli assi, e questo può sì che diventare appetibile per una società. Il discorso non era illogico, non è Maverick come il presidente, perché dice il Napoli non ha le 5-7 Champions League, però vedi come è ramificato sia da un punto di vista delle accade, dell'immagine, casomai poi una partnership con l'Unicef, perché dici vedi diventi ambasciatore dell'Unicef perché fai un lavoro anche di scolarizzazione, cioè si possono fare tante cose. Ci compriamo un giocatore in meno, ma ci sta benissimo, io lo accetto, Presidente, se tu hai aperto al mondo sfruttando la tua storia, l'Argentina con la nuova storia, quella che tu rivendichi, il pezzo di carta, ho comprato, ok, l'hai comprato, lo vogliamo mettere a profitto. Esatto, mi parlavi dell'Africa, ovviamente di Koulibaly Thuram. A Dario rispondo, l'ultimo post di Koulibaly dove fa l'occhiolino ci ha dato un segnale. Veramente, credimi, non intendo no malice come Amber e Johnny Depp, non c'è malizia, però a me sembra più una smorfia di disappunto che un occhiolino. È una mia considerazione, non significa niente. Ciascuno poi vedi cioè sembra proprio che sai qua mi aiuta il cinema, Valerio, perché quando insegni linguaggio cinematografico studi tantissimo, non puoi immaginare, e c'è un famoso esperimento che si fece, questo si fa quando tu insegni il montaggio, no? Il montaggio non è come i cretini che adesso pensano di fare i registi perché hanno i computer, i telefoni, da un punto di vista formale fanno delle cose bellissime, è un'opera molto complessa intellettuale. E questo esperimento, che si fa tanti anni fa, fu fatto facendo vedere dei primi piani a determinate persone in base a determinate emozioni. Quindi in base a quello che era successo, la persona vedeva in quel primo piano tristezza o sciagura. Poi un giorno lo preparo, ve lo faccio vedere, così faccio un esempio, una lezione, perché senza immagine non è bello. Quando hanno sbagliato tutto. Sì, diventa più problematico. Allora è chiaro che il tifoso lì ci può vedere, ma è assolutamente, come posso dire, legittimo, non è che sta sbagliando, perché fortunatamente non è cinema. E noi Valerio ci può vedere una smorfia più beffarda, Guido non ci vede proprio nulla. Io che mi ricordo, perché lo insegno questa cosa, ho detto, vedete come è sofisticato, anche perché non c'hai le parole, perché contemporanea, se c'hai le parole, il tono della voce, casomai lo colleghi con quanto lui ha detto, e ha detto, vedi il percorso. Allora, così è molto emozionale. Fammi integrare, perché adesso mi sono ricordato, proprio dicendomi tu, non mancano le parole, a quel post, quindi a quella fotografia, Koulibaly lega l'emoticon dell'occhiolino, e quello è
inconfondibile perché è proprio l'emoticono dell'occhiolino, quindi la smorfia è come io lo ricevo anche in base a tutto quello che succede. Per Koulibaly era un occhiolino, poi ovviamente che cosa questo significa non lo potremo sapere mai, nemmeno se non glielo potessimo chiedere, perché ognuno poi il calcio è bugia. Il punto vero, non l'occhiolino, Koulibaly ha un altro anno di contratto e quel contratto la società non può chiedere di abbassarsi lo stipendio. Si tratta poi, qual è davvero, parliamo di fatti reali, se ti rinnovo a queste cifre inferiori e lui può accettare o meno diventare una bandiera. Non voglio Domanda stupida, scusami, approfitto. Se il Napoli, metti caso, il Napoli offre 4 milioni all'anno adesso, l'ultimo anno lo deve pagare comunque 6 oppure riparte? Sì. Ok, sì, devono, quel contratto non è che puoi rimangiarti la parola. Quindi non è che il contratto e riparti da adesso, significa da quando scade. Sì, non è come Mertens l'opzione per un altro, tu non applichi, non ti avvali di quell'opzione. Lui c'è un contratto che scade l'anno prossimo con dei parametri fissati. Quindi si tratta di capire se lui vuole accettare questo rinnovo che la società può fare. Principalmente ha detto, se no l'anno prossimo mi vai via a parametro zero. Il punto è che io l'avevo subdolata questa possibilità, nessuno pensava, ha detto che lui voglia andare via comunque quest'anno, ma non per una questione di soldi, proprio perché finiscono tutta una serie di stimoli e perché la separazione con Gulam, i giocatori a volte si separano, no? Non è che, però non è stato proprio considerato, nessuno ci ha fatto un accenno, ho detto invece è uno di quei, non so quali saranno i parametri della vita della famiglia Koulibaly, che era una famiglia splendida, però nel scacchi loro, no? Non è solo il vil denaro, come ha detto De Laurentiis, ci saranno vari parametri e fidatevi che questo parametro c'è, non sarà il primo, il secondo, il quinto, ma c'è. Molto più importante dell'occhiolino, quindi. Sì. Guido, per Dries escludi al 100% il rinnovo? Penso che Waynes sarà entrato subito dopo che tu hai effettivamente detto 99,99. 99,99 perché come Valerio si ricorda, ormai lui ha una memoria superiore alla mia, il mio amico laureato in fisica mi cazzierebbe. Il cuore mi fa sperare tutte le notti di no. Il cuore, da persona buona che sono, mi fa sperare a questo punto che ci saluti. Vedo molto spiega bene questa cosa, perché si parla di 1 e 3 offerti, troppo poco, ipotizzando sia vero potrebbe accettare un'offerta al ribasso, tu fai un discorso opposto, dici spero per lui. Io spero per lui, che può sembrare una frase, una contraddizione, invece no, per l'amore che ho nei confronti del ragazzo, soprattutto della sua famiglia, e quando vuoi bene a una persona, anche se chiaramente non lo conosco minimamente, non ci ho mai parlato in vita mia, purtroppo, tu vuoi bene, vuoi il suo bene, non il tuo. Per il rapporto tormentato che c'è con Spalletti, che penso sarebbe ancora più mortificante, cioè vedere Mertens marcire in panchina non è corretto, non è stato già quest'anno. Detto, a questo punto, anche se è triste, avrei voluto 150 gol, però tu devi voler bene una persona e devi avere la forza, se ti vuoi veramente bene, di lasciarlo andare per il suo bene. Poi cioè, il contratto di Mertens doveva essere già fatto con il contratto in bianco da dirigente, chiaramente poi il ragazzo è molto intelligente, avete visto come già sta studiando per l'allenatore, ho detto sì, non è che poi prendi il posto di Giunto, ti farà il suo percorso, però detto a questo punto sei veramente una bandiera di questa società, sei stato il calciatore, sei stato il top scorer, sarai il dirigente di punta. Quello era il discorso da fare, perché hai l'orizzonte umano, cioè Mertens, oltre che sportivo, quel famoso orizzonte, lo conosci la sua vita, la sua storia, la sua aspirazione, pregi molti e difetti ne avrà, quindi di cosa devono parlare, no? Non c'è stato, abbiamo già visto queste tarantelle di Laurentiis che aveva iniziato benino con Mertens, però già anche lui ha cominciato, non ha detto come l'altra volta Marchetti, ma il vil denaro, stanno nascendo tanti, la vedo difficile ragazzi, ma la vedo difficile proprio, ci sarà un tabula rasa, se non partono certi giocatori tipo Politano, non è perché non partono che non vogliono andare via, ma per mancanza di offerte, perché noi sottovalutiamo lo scarso percorso europeo e in generale, e si è data troppa importanza, vedete la partita di ieri,
all'Europeo, perché nessuno ha detto ok, tutti i record di Mancini, quante volte abbiamo affrontato il Brasile? Ah no, non abbiamo, va bene. Non abbiamo affrontato. Quante volte abbiamo affrontato l'Argentina? Ah no, non abbiamo affrontato già. Ieri abbiamo. Quante volte abbiamo affrontato la Francia? Una, abbiamo perso 3-1. Quante la Spagna? 2, perso il pareggiato. Quanto l'Uruguay? 0 l'Uruguay. Quanto la Colombia? Ma noi le big non l'abbiamo. Quanto la Germania, campione, non l'abbiamo affrontata. Germania che è nel girone, cioè, girone tremendo della prossima Inghilterra-Germania. Cioè, noi abbiamo fatto Rocky 3. Io quando vedevo questi grandi record di Mancini, che li riconosciamo, però era come quando Miki non faceva affrontare a Rocky Balboa i big del momento e Mr. T. Gli faceva affrontare i pugili medi perché così poteva continuare a mantenere il titolo. Abbiamo battuto la Georgia, Zeparglan, Lussemburgo, San Marino. Esatto, il Belgio. Adesso parliamo sempre del Belgio come del famoso rigore di Maradona, quell'unico. Sì, abbiamo battuto, è vero, il Belgio 2 volte, però ci ha preso a pallate la Spagna e anche l'1-1. Cioè noi abbiamo vinto un europeo perché le altre squadre erano veramente stanche, perché poi il girone di ferro ci sono mazzulate Francia, Germania, per 2 centimetri di gol in fuorigioco agli ottavi e 2 centimetri di rigore annullato dal VAR, perché sennò uscivamo già agli ottavi. L'abbiamo vinto meritatamente, ed è sempre un trofeo storico importante. Però nel percorso prima e soprattutto dopo noi abbiamo evitato le big. Abbiamo preso una brutta mazzolata con l'Argentina. Sì, io non l'ho vista, ho guardato solo gli highlights. Non è che significa che Di Lorenzo, come quando in campo internazionale viene asfaltato, non ha questo bravissimo ragazzo calciatore, record di minuti, però non è questo testino di grandissimo livello europeo. Il dice, ma sta in nazionale perché la nazionale italiana, anche Insigne sta in nazionale, anche quella, tutta, però dove giocano questi giocatori? Locatelli non è andato all'Arsenal, è andato alla Juve, che ha fatto la Juve in questi 2 anni? Cioè il calcio italiano lo dobbiamo pure dimensionare. Certo. Ragazzi, siamo quasi agli sgoccioli, non perché insomma è la festa della Repubblica. Sì, infatti adesso mi congedo. Saluto con questa cosa perché sennò vi annoio. E qua non solo mi coglie impreparato, Valerio lo sa che è stato un mio cavallo di battaglia di questa famosa forbice che prima che si vincevano gli scudetti 80, adesso a 90, quest'anno bassissimo. E soprattutto che questa quota della recessione col cavolo che sono 40 punti, non più 38, quest'anno passano 32. Ed è il famoso problema di competibilità e non certo che il device o l'Amazon Prime per vedere la partita, ma scusa, un'altra. Però non lo vogliamo risolvere, non interessa a nessuno e Valerio, come sempre puntuale sul pezzo, in un ottimo video, che lo ascoltiamo tutti, perché è bravo, che ha detto tutto bene il presidente della Salernitana, però questo passaggio non ci è piaciuto, anche a me, mi unisco a te, non è piaciuto, che dobbiamo favorire le big perché noi tagliamo, no, noi dobbiamo rompere questo circolo vizioso, dobbiamo ridiscutere i diritti televisivi, se no le big diventano sempre più big, ma non big in campo europeo, e le altre, non solo le deboli, le altre sono sempre più deboli e il campionato sempre meno competitivo e la quota di recessione ormai è 31 punti, la forbice tra la quart'ultima e la prima è abissale ormai, quindi l'osservazione di questo DP19 è corretta, ma la stiamo osservando. È la prima cosa che dissi nella prima live del campionato, se aspettiamo la 12ª, ho detto vi segnalo questa cosa che feci vedere lo schemino e quest'anno l'abbiamo aggiunto un altro campionato, lo scrissi in un articolo, ho detto no, proprio non interessa a nessuno, a Gravina, alla federazione, alla Lega, alle trasmissioni, a me sì, perché tra l'altro è più bello dare. E ormai tra l'altro cioè, è costante, non è? C'è stato un solo anno dove c'è stata una salvezza un po' più alta, poi per il resto è calma piatta e quest'anno effettivamente 86 punti è una quota scudetto umana, non 91, 91, 91, 91, 91. Chiaro. Guido, io ti concedo, ti lascio andare, i saluti, io ringrazio infinitamente sempre Virgilio, sempre carinissimo. Buonasera Valeria, signor Guido Gentile dalla Germania, saluto tutti gli amici del calcio pulito e sincero, non sapendo se esiste ancora. Immaginate io qui italiano, sabato con la Germania. Però noi non dobbiamo mollare, diciamo, no, esiste, per esempio la nostra
mi metto pure tra di voi, però dico che non metto il like per timidezza quando ci sono. La nostra community è fatta di persone pulite e sincere. Sì, ogni tanto passerà qualcuno che è scostumato, ma ormai manco più, non c'è manco più questa soddisfazione di TBB. E quindi sì, siamo pochi, ma no, ma non è vero, perché esisteranno persone ancora appassionate per bene in Brasile, in Argentina, in Polonia, meno rispetto agli anni gloriosi del calcio, questo dobbiamo però in questo non sono così pessimista. Certo, si dà voce a chi urla in TV, questo è vero, si dà voce anche a chi rompe. Le visualizzazioni di Valerio sono assolutamente rimarchevoli, ma non sono mostruose come chi fa gesti osceni, per dire, e questo è grave, ma non lo si cambia in un giorno. Quindi pazienza, ma soprattutto la gioia, cioè noi dobbiamo avere la gioia di condividere questa passione, di questo percorso insieme. Se noi vediamo solo l'obiettivo, come all'inizio della nostra live, non avete vinto anche quest'anno, no, che tristezza, c'è una persona che basa tutta la sua vita su quella cosa lì e sarà triste, cioè, perché poi se non succede è triste, cioè, e invece no, cioè la gioia. Poi certo dobbiamo avere la fermezza e anche il disappunto di non amare e apprezzare la volgarità che sta accompagnando, altrimenti diventiamo complici, ma non la tristezza, risulta tristi, cioè, maestro Valerio Versati ci ha indicato la strada, non io, lui, quindi sappiamo dove andare. Abbiamo il famoso bivio di Roma-Napoli, no? Che non abbiamo preso, ecco, invece noi il bivio giusto l'abbiamo preso, quindi siamo sereni, stiamo percorrendo, abbiamo l'aria condizionata, no, perché con un ecologista abbiamo i finestrini aperti, la radio con Valerio che ci accompagna il basso, ragazzi, stiamo bene. Un abbraccio a tutti, un abbraccio a tutti. Grazie mille, Guido. Valerio, ricordati, le amiche belline, gli amici bellini, ma ci terrei stasera gli apicultori. Gli apicultori. Ci azzecca, ragazzi, voi non lo sapete, ma io lo leggo. Grazie ancora, Guido. Un abbraccio gigante a Guido Gentile. Gli apicultori, tra l'altro, non so se voi avete seguito, per me è stato un martellamento continuo. Su tutti i social uscivano tutti i pezzettini di questo processo tra Johnny Depp e l'Amber Heard, e quindi c'è questa frase in cui lei dice: il mio cane che ha calpestato un'ape, e lei che si sente male, così, tutta una serie di cose che non hanno tanta importanza. Ha perso, deve pagare 15 milioni lei a lui e lui deve pagare 2 milioni a lei, insomma, poi lascia il tempo che trova, e lascia il tempo che trova non Fabio Versatile, che è sempre ottimo. Il 1° luglio ci sarà l'incontro tra la Lete e il Napoli per un possibile cambio di colore sulla maglia qualora continuassero insieme. Parrebbe si possa passare dal rosso al bianco e noi esulteremo come un gol. Perché non esagero, non è che si esulta come se si vince un trofeo, ma si esulta come se fosse un gol. Se questo dovesse accadere sarebbe un bel regalo, e la finale NBA no, lo so che è tanta roba assolutamente, ma non ho una passione sviscerata. Amber caccia soldi. Vi bacio. Un saluto a tutti, prendo i vostri ultimi messaggini mentre va la sigla, che però devo sempre preparare perché altrimenti è inutile tutti questi discorsi. Ci sentiamo domani, non so, usciranno rumori di calciomercato, dobbiamo parlare di tutte le cose belline. Sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net. E magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, comunque è finita, cioè non è come la Marvel